famoso ainghittiu, come si dice in Giamaica, cioè con rimpalli, colpi di pancia, colpi nelle mischie, come capitava una volta, tutti gol belli puliti, costruiti con belle trame, con belle giocate, costruiti insieme, e questo è un aspetto che secondo me va preso in considerazione, perché una squadra che gioca in questo modo è una squadra che ha già delle idee, e queste idee possono solamente crescere. Dobbiamo avere fiducia, dobbiamo essere vicini a questa squadra dal mio punto di vista, chiaramente. Poi ci sono quelli che appena sbagli qualcosa ti mangiano le orecchie, devi però cercare anche di pensare che tutte le cose vanno costruite. Io che so cosa significa lavorare, non solamente nell'ambito del calcio, nell'ambito della scuola, ma per esperienza, per famiglia, per cultura, conosco sia il lavoro agricolo sia quello da altre parti, so che le cose te le devi conquistare, quindi non possono arrivare dall'oggi al domani, ma serve tanto sacrificio, serve tanto lavoro, e per riuscire ad arrivare e a scalare un po' anche le gerarchie del campionato, questo Cagliari ha bisogno di lavorare, ha bisogno di tempo e ha bisogno anche del sostegno del suo pubblico. È una personalità all'interno di questo Cagliari sicuramente che con il tempo e con il lavoro soprattutto è migliorata tantissimo. È Gabriele Zappa, autore dell'assist anche nella scorsa giornata, oggi rilanciato titolare, anche lui in caso di offese può essere un'arma importante, visto anche la qualità dei cross che ormai Zappa riesce a mettere per i propri compagni. Sì, è vero, però non credo che sia questa la partita giusta perché Zappa possa fare questo genere di lavoro. Lo vedo molto più prolifico e molto più interessante nel tentativo di scambio, di accompagnamento dell'azione di Palestra nel settore destro, o anche nel taglio campo per far inserire i drissi. Non abbiamo il colpitore di testa in questo avvio di partita, non abbiamo l'attaccante che può fare questo genere di cose, perché Chilisoi va accompagnato, va servito perché possa girarsi dentro l'area o possa colpire, soprattutto partendo dagli esterni. Il tipo di cross di Zappa è sì adatto, quello a mezza altezza, ma non è del tutto insomma quella che è la caratteristica principale di Chilisoi, quindi mi aspetto un Zappa che accompagni e magari si sovrapponga all'azione di Palestra nel settore destro per cercare di trovare sugli esterni la forza per bucare il Torino. E vedremo se sarà così. Noi siamo pronti per immergerci in questo match tra Torino e Cagliari. Vito, ci sentiremo tra pochissimo per la cronaca in diretta. A tra poco. E noi come sempre ci prepariamo, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi al nostro inno. A tra poco. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblu vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Imprenditore? Portare la tua azienda oltre il €1.000.000 è stato un grande traguardo, ma sai bene che non basta. Senza margini solidi, senza un team che regge la crescita e senza il giusto controllo sui numeri, quel traguardo rischia di diventare inutile. All'evento Azienda di Successo di Mab & Co. scoprirai strumenti pratici e strategie concrete per scalare davvero. Più liquidità, più organizzazione, più tempo per decidere e guidare. Un evento in Sardegna dedicato agli imprenditori come te che non si accontentano. Prenota il tuo posto al numero verde 800 587 955. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. S'alza il vento sulla terra, soffia fietta rosso e blu.
Il nostro fantastico inno, come sempre, introdurci al match del Cagliari, iniziato da qualche giro di lancetta la partita. Tra pochissimo andremo dal nostro Vittorio Sanna. Ricapitoliamo velocemente le due formazioni: Torino in campo con Paleari tra i pali, Tamese, Maripane e Ismaili sono i difensori, Pedersen, Aslani, Ghineitis e Lazzaro i centrocampisti, Vlasic alle spalle di Adams e Simeone. Cagliari con Caprile come portiere, Zappa, Luperto e De Iola sono i difensori, palestra dopo Mazzitelli, Prati e Idrissi centrocampisti, Gaetano a supportare Kilixoi. Partita che è entrata subito nel vivo con grande movimento in entrambe le squadre. Andiamo a farci raccontare quello che succede dalla cronaca di Vittorio Sanna. Primo tentativo d'attacco del Cagliari nel settore destro con Palestra, il pallone è ancora scambiato dopo il fallo laterale che era stato procurato, e Cagliari che tenta di ripartire da dietro. Chiaramente qualche difficoltà mi è parso in questo avvio nel fraseggio a centrocampo da parte per giocatori del tutto nuovi. Ora un lancio in profondità a cercare prima Palestra, va giù il giocatore del Torino, l'ultimo tocco è di Palestra e ci sarà quindi la rimessa al fondo in favore della squadra di casa. Primo duello con la spinta di Palestra ai danni dell'avversario, forse si tratta di calcio di punizione. 3 minuti e 34 con Pisacane che guarda la situazione in campo, guarda la disposizione dei suoi, fraseggio a sinistra con pallone mandato avanti, velo e poi sponda per l'inserimento ancora da parte del Torino. Simeone nel duello con Luperto, lo attacca Luperto, lo tocca, c'è il fallo e quindi il calcio di punizione in favore della squadra torinista, con Simeone appunto andato giù nel contatto con Luperto che ha cercato la palla, alla fine non l'ha trovata. Dobbiamo dire che ha trovato anche lo scivolare di Simeone che ha toccato poi il piede di Luperto. Calcio di punizione per il Torino. 4 minuti e 12, dispone dei suoi uomini all'interno dell'area ora Caprile, mentre si preparano per la punizione, in questo caso i giocatori del Toro con Gineitis. Insieme a lui c'è un altro giocatore pronto per il tentativo di cross, con Caprile che invece si preoccupa ancora di disporre le posizioni dentro il campo. Gineitis insieme al 32, si tratta di Aslani, vediamo chi dei due andrà a calciare, finge Aslani, parte il gol di Gineitis, il colpo di testa da parte di un giocatore forse del Torino, almeno così reclama Idrissi, non è dello Soppalere l'assistente che assegna la rimessa con le mani alla squadra granata. Era forse Maripani che aveva colpito anche lui in zona d'attacco. La rimessa in gioco quindi per la squadra granata, sempre in zona d'attacco, stavolta con il suo numero 16 Pedersen. Sesto minuto che è iniziato, Pedersen che va a cercare lo scambio, riceve ancora il pallone, il duello con Idrissi, cerca un varco, non lo trova, l'ultimo tocco stavolta è di Pedersen, duello vinto da parte di Idrissi e quindi la rimessa con le mani in favore della squadra rossoblù, con lo stesso Idrissi pronto a effettuare la rimessa sul lungolinea di sinistra, perché vede che al centro si sta cercando di marcare gli uomini del Cagliari. Rimessa lunga, il colpo di testa non c'è, la palla rimbalza alle spalle di Kilixoi che poi vince il rimpallo. Attenzione, rubata palla da parte di Gaetano che tentava di andare via, purtroppo non è riuscito a mantenere il possesso, un pizzico fortunato nel rimpallo Gaetano, ma non è riuscito ad essere tanto veloce e lesto da approfittare di questa situazione. 5 minuti e 50 con il portiere Paleari che va a calciare, pallone in avanti, il colpo di testa di De Iola, pallone recuperato dal Torino, appoggiato lateralmente a destra dove c'è il controllo in questo caso da parte di Tameze che dà all'indietro per avanzare ancora di Aslani, da questi verso sinistra il Cagliari disposto dietro la linea della palla in questo frangente, il pallone del Toro che ritorna addirittura sul portiere che controlla, va a servire ancora lateralmente alla sua sinistra, poi ancora la palla verso il centro dove c'è il controllo
controllo di Maripan in verticale, il tocco all'indietro ancora, lenta la manovra del Torino in questo frangente, poi il cambio a sinistra a cercare Lazzaro che va a cercare ancora su lungolinea la sovrapposizione di un compagno, c'è il cross che passa tra le gambe di un giocatore del Cagliari e poi il tentativo di tiro di Simeone ribattuto dall'intervento di Prati, ancora Lazzaro, la palla all'indietro, ricomincia il Torino con la sua manovra, 6 minuti 47 secondi nel corso del primo tempo, 0-0 il punteggio a Torino, la linea che va allo studio. E quindi torniamo agli studi della Corte del Sole per raccontarvi questo Torino-Cagliari. Dopo la cronaca del nostro Vittorio San, era riuscito a giostrarsi molto bene la palla dentro l'area Simeone, quella raccontata da Vittorio San qualche istante or sono, ma buona guardia della difesa del Cagliari che si è opposta al tentativo del ex giocatore rossoblu, che tra l'altro faceva parte di quel meraviglioso Cagliari di fine 2019 inizio 2020 che stava facendo sognare, e poi è andato a andare a scendere con le prestazioni fino all'arrivo di Zenga dopo tutto il periodo di stop che ricordiamo. Andiamo a vedere un po' le altre squadre che stanno giocando in contemporanea con il Cagliari. Si gioca per la Coppa d'Africa al 78esimo tra Benin e Botswana, 1-0 per i padroni di casa. Inghilterra, Premier League, pareggio per ora quando mancano 8 minuti al termine tra Nottingham e Manchester City, 1-1 il punteggio in questo momento. Per la Serie A in contemporanea invece stanno giocando Lecce e Como, 0-0 il punteggio fino a questo momento, ma c'è stata un'occasione per il Cagliari con l'inserimento di Idrissi, che è arrivato al limite dell'area andando a cercare lo scavetto su Paleari. Avevamo parlato di questa possibilità, infatti è stato lanciato direttamente dalla sinistra Idrissi, che però con tutta probabilità è partito in posizione irregolare. C'è stato il tentativo del giocatore del Cagliari che ha visto la parata di Paleari in area, che poi però ha alzato in modo colpevole la gamba, andando a fare parecchio male al giocatore rossoblu, che infatti è rimasto a terra. Ha chiesto anche l'aiuto della panchina. Brutto l'intervento di Paleari, che ha alzato il piede, anche se con tutta probabilità l'azione sarebbe stata interrotta sin dal principio per fuorigioco, ma a livello proprio antisportivo di gesto fatto non è un bel gesto quello di Paleari. Bisognerà naturalmente aspettare che ci sia la conferma per quanto visto e quanto vi abbiamo raccontato successo qualche minuto or sono. Molto bello il suggerimento di Luperto per Idrissi, che era stato altrettanto bravo a convergere verso l'area, a cercare di superare il portiere con un tocco sotto, portiere che poi successivamente l'aveva atterrato con una ginocchiata, ma come abbiamo detto posizione irregolare di partenza per quanto riguarda il giocatore del Cagliari. Si gioca in contemporanea con il Cagliari, iniziato nello stesso istante anche in Serie B. Sono ben 6 le partite, per ora tutte 0-0 dopo 10 lunghezze. Carrarese e Mantova è la prima, Catanzaro Cesena, Empoli Frosinone, Juve Stabia sul Tirol, Sampdoria Reggiana e Venezia Entella. Questi i match della cadetteria che si stanno giocando in contemporanea con la gara del Cagliari. Tante partite in questo sabato pomeriggio, vedremo se sarà una giornata di Serie B bella intensa o se non riserverà particolari emozioni. Ve lo racconteremo naturalmente in diretta. E intanto vi ricordiamo che questa 17ª giornata ha visto già un risultato andare a concretizzarsi, quello di mezzogiorno e mezza nella partita tra Parma e Fiorentina, 1-0 per il Parma, che con il gol di Sorensen ha portato via i 3 punti rispetto alla formazione ultima in classifica, ovvero quella toscana, e Parma che con questa vittoria sale a 17 lunghezze, lasciando invece la Fiorentina ultima con appena 9 punti conquistati, di cui 3 nell'ultima giornata con l'Udinese. E questo è un dato importante per la squadra viola, che si aspettava ben altri scenari in quest'anno, ma vedremo se nelle prossime settimane riuscirà a riprendersi o meno. Intanto il Parma vola a 17 punti. C'è stato un richiamo al VAR per quanto riguarda l'arbitro del match, il signor Daniele Doveri, perché a quanto pare la posizione di Idrissi era regolare sull'azione, visto che è stato richiamato al VAR, e successivamente c'è sì la parata di Paleari, ma poi il tocco del portiere sul ginocchio
all'occhio di Idrissi. Vedremo se sarà andato a controllare questo l'arbitro. Vi informeremo naturalmente minuto per minuto a seconda della decisione. Intanto ha segnato il Manchester City per quanto riguarda la Premier League contro il Nottingham Forest, quindi vedremo se riuscirà a portare via i 3 punti in trasferta, anche se anche lì è stato impiegato il VAR per controllare che il gol del City sia effettivamente un gol regolare e di conseguenza non sia viziato da qualche errore. C'è stata la conferma della decisione dell'arbitro, quindi non sarà calcio di rigore, bensì con tutta probabilità punizione dal limite per il tocco di mano di Paleari, che forse è risultato fuori dall'area in questo frangente. Vi diamo conferma di quello che è successo. Il possesso sarà del Torino per quanto pare fallo di Idrissi sull'uscita di Paleari. È abbastanza assurda questa decisione da parte dell'arbitro. La palla è stata rimessa in campo con una rimessa da parte dell'arbitro, quindi non si comprende effettivamente quale sia la motivazione o comunque quale sia il motivo, la decisione dell'arbitro. Ce lo informerà Vittorio San durante il collegamento. Noi non abbiamo potuto avere naturalmente l'audio, visto che ora il direttore di gara è tenuto a spiegare la sua decisione, ma il nostro Vittorio avrà modo tra qualche minuto, quando torneremo da lui per la cronaca in diretta, di informarci. Fatto sta che la partita rimane 0-0 con un controllo VAR a favore del Cagliari per un possibile rigore, che però non ha portato a niente in questo inizio di gara. Ha giocato molto bene da tutte e due le formazioni, per ora poche sbavature. Cagliari che era stato bravo a costruire sulla fascia sinistra per Idrissi. Vediamo un po' di statistiche riguardo alle due formazioni che oggi si stanno dando battaglia in questo 17° turno del campionato di Serie A, perché si sono scontrate 96 volte nel loro passato Cagliari e Torino, con i rossoblù che hanno ottenuto 27 vittorie, 32 pareggi e 37 sconfitte. In trasferta il bilancio peggiora, con 49 incontri che hanno visto 9 vittorie sarde, 13 pareggi e 27 sconfitte. Quindi Torino che ha vinto più della metà degli incontri giocati in Piemonte contro la squadra isolana. L'ultima vittoria risale al match della pasta stagione all'Unipol Domus, con il 3-2 maturato grazie all'iniziale vantaggio firmato da Viola, al momentaneo ribaltone ospite con i gol di Sanabria e Linetti, e deciso dalla rimonta arrivata con la rete di Palomino e l'autogol di Cocco, che sigillò il punteggio sul 3-2 conclusivo. L'ultimo successo in trasferta è datato invece il 27 febbraio 2022 con la vittoria per 1-2 conquistata da Bellanova e De Iola dopo il momentaneo pareggio di Belotti. Questi dati per quanto riguarda i precedenti tra le due formazioni. Il Torino in questo momento si trova in 13ª posizione in campionato con 20 punti guadagnati e in 16 incontri, frutto di una vittoria, 7 pareggi e 7 sconfitte. La differenza reti di 16 gol fatti e 26 subiti, quindi pensate Torino che comunque andando a vincere 5 partite, pareggiarne 5 e perderne 6, ha comunque siglato appena 16 gol e subiti 26. Vi dico appena perché tra pochissimo leggeremo quella del Cagliari che si trova in altre acque. Miglior giocatore dei Granata è Nikola Vlasic con 4 gol e 2 assist messi a segno in questa prima parte del torneo. Il Cagliari si trova invece al 15° posto in classifica con 15 punti conquistati in 16 partite, 17 gol fatti, quindi uno in più rispetto al Torino, e 23 subiti, quindi 3 gol subiti in meno rispetto al Torino, eppure 5 punti conquistati in meno per il Cagliari. Miglior giocatore dei rossoblù fino a questo momento è Sebastiano Esposito con 3 gol e 1 assist. Questo quindi le precedenti, la situazione in cui si trovano le due formazioni all'alba di questo incontro, che comunque in questi primi minuti ha visto un blocco importante, vista l'attesa per il responso del VAR e anche la consultazione da parte dell'arbitro del VAR, che ha richiamato il direttore di gara a decidere sull'episodio, che ha visto Paleari andare a intercettare la palla con il guantone, poi stendere Idrissi, ma per l'arbitro non c'è stato l'estremo per comandare il calcio di rigore per il Cagliari dopo
qualche minuto di attesa nella sua decisione. Questo quindi quello che sta trapelando all'interno dello stadio del Torino, con poi qualche minuto fa una situazione di difficoltà per il Cagliari in difesa, con Adopò che ha dato un pallone sanguinario a Deiola, che è stato però bravissimo nel prendere il tempo a Ce Adams e andare a mettere in calcio d'angolo con in una scivolata interessantissima, anzi addirittura ha fatto carambolare la palla sull'attaccante numero 19 della squadra di casa, ottenendo anche la rimessa dal fondo. Quindi bravissimo Deiola nella circostanza, un po' meno Adopò a dare quel pallone così pericoloso all'indietro verso la propria area, ma fortunatamente Cagliari è riuscito a divincolarsi in questa difficoltà e a evitare che potesse accadere il peggio. Cambia uno dei punteggi in Serie B perché è andato in vantaggio il Venezia in casa con l'Entella, 1-0 il punteggio dopo 17 minuti. È cambiato anche quello che per quel che riguarda la partita della Sampdoria, che in questo momento si trova in svantaggio 0-1 contro la Reggiana. Quindi vedremo se la squadra ligure riuscirà a trovare la forza per riequilibrare il risultato. Intanto è stato confermato il gol del City di prima, di cui stavamo parlando, che quindi ora conduce al 91esimo minuto per 2-1 in casa del Nottingham Forest. Questi risultati che stanno cambiando all'interno degli altri campionati che giocano in contemporanea con il Cagliari che, come abbiamo detto, ha avuto da recriminare per una possibile situazione di calcio di rigore non concessa all'arbitro dopo anche il consulto del VAR. Vedremo se comunque riuscirà a portare gli attacchi interessanti nei prossimi minuti verso la porta di Paleari. Ce lo facciamo raccontare dal nostro Vittorio San. E intanto dobbiamo ritornare a quello che è l'episodio, che diventa veramente una barzelletta, perché tra poco vi dico che cosa ha detto l'arbitro e qual è la giustificazione per il mancato calcio di rigore. Allora, l'arbitro ha detto che il fuorigioco non c'era, quindi l'azione è proseguita, che Idrissi ha tentato di battere a rete, che Paleari ha parato, ma tra la parata di Paleari e il fallo di Paleari c'era stato il fischio dell'arbitro che ha interrotto il gioco, e che quindi l'azione è stata interrotta da lui nel momento in cui c'era stata la parata del portiere. Veramente barzellette straordinarie, cioè è riuscito a giustificare il mancato rigore dicendo che il suo fischio è arrivato tra la parata del portiere e il fallo dello stesso portiere. Roba da chiodi, roba da inchieste, roba da assassini, perché questo è veramente giustificare le cose in modo orribile, perché intanto era il fallo orribile, perché già il fallo di per sé meritava il rosso per come era stato fatto, ma è riuscito a escludere sia il fallo su Idrissi sia il fallo da rigore su Idrissi, dunque non solamente il fallo in quanto fallo fatto, ma anche il rigore, dicendo che ha fischiato lui e che quindi l'azione si è interrotta con la parata di Paleari. Veramente paradosso straordinario, roba dalla letteratura del crimine, perché questa non può essere diversamente. Torino che sta impostando ora al 20° minuto col pallone portato a sinistra, intercetta Palestra, appoggia al centro per Kilissoi che tenta di cambiare direzione, è attaccato, viene trattenuto, c'è l'intervento irregolare, quindi il calcio di punizione in favore della squadra cagliaritana. Io mi chiedo veramente, uno che si chiama Doveri dovrebbe cambiare completamente il suo cognome, perché non merita neanche di essere associato alla parola Doveri. Calcio di punizione in favore del Cagliari con Luperto che dall'indietro dovete vedere le facce del tutto il team del Cagliari di fronte a una giustificazione del genere. Pallone in avanti, perché poi la palla l'ha data al Torino, l'azione si è conclusa con la parata di Paleari, quindi palla per il Torino. Siamo veramente a qualcosa di incredibile, roba da fantascienza. Pallone giocato ancora, fanno realmente tutto quello che vogliono, non gliene frega assolutamente niente, e lo fanno con una faccia di bronzo che è più bronzo dei nostri bronzetti. Pallone ancora portato da Zappa nel settore destro, riesce a passare, prolunga appena dopo il passaggio a cercare Kilissoi dentro l'area, non riesce a tenere il passaggio in palla, arriva dalle retrovie Prati, il pallone rimpallato, poi Luperto ancora di testa, batti e ribatti all'altezza della tre quarti, col Torino che tenta di ripartire, va a vuoto in questo caso nella
tentativo di chiudere Mazzitelli, ma è bravo Idrissi a intercettare la palla all'indietro per De Jola che gira intorno a se stesso, per fortuna non intuisce tutto in questo caso il diretto avversario che lo marcava o che lo pressava, in questo caso e cioè Simeone. Altro errore in disimpegno da parte del Cagliari, chiusura poi di Prati, ma palla ancora per il Torino, il cross alto dall'altra parte, ancora Torino che cerca di arrivare, un Cagliari che cerca di giocare la palla anche in disimpegno, ma molte volte un bel calcione non guasterebbe se per caso non sei nella condizione di fare diversamente. Ancora Pedersen che ha recuperato all'indietro per il controllo da parte del giocatore numero 15, si tratta per la precisione, anzi 13, Maripan, pallone ancora dato verso il centro, alta verticalizzazione con Luperto a ribattere, e poi il pallone che va verso De Jola e Caprile lo può addomesticare. 21 minuti e 40 nel corso del primo tempo, crimine all'Olimpico di Torino per il mancato calcio di rigore e probabilmente anche l'espulsione, come minimo c'era il cartellino giallo per il portiere, e la linea va allo studio. Follia totale questa decisione, noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio alla pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblu vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Un tacco da PlayStation per Idrissi per ispirare l'azione del Cagliari, che si è reso pericoloso con l'asse Gaetano Idrissi. Il primo stoppato palla l'ha tenuta molto bene all'interno dell'area per poi scaricare sull'esterno, che sembrava in un primo momento aver perso la palla, ma poi con un tacco sontuoso ha riservito al centro Gaetano, che è riuscito ad andare alla conclusione in porta in due tempi paleari. Ha fatto sua la sfera, c'era anche Kiliksoe che si stava approcciando a cercare di dare fastidio all'estremo difensore della squadra di casa. Scrivete al 340 51 86 036, il nostro WhatsApp per comunicare con noi. C'è scritto il nostro Dino, crediamoci anche con una formazione in emergenza per quanto riguarda questa partita. Buon pomeriggio ragazzi, parità a parte, spero che la dirigenza abbia dato chiare indicazioni al nostro DS in chiave di prospettiva. Non abbiamo bisogno di acquisti a tempo determinato né tantomeno di cessioni per fruizioni personali. Buon lavoro e sempre forza Cagliari. Questo il pensiero del nostro ascoltatore da Querétaro, il nostro carissimo Mauro, che ci ha scritto anche oggi per sostenere i colori rosso-blu. Ci scrive anche un altro nostro caro amico, ovvero Mauro da Quartu. Ciao cari amici, partita non facile, ma dobbiamo crederci, forza Cagliari. Decisione arbitrale irritante, a dir poco irritante la decisione arbitrale di non concedere il rigore, ma davvero incredibile il metro di giudizio applicato per far sì che l'irregolarità palese che si è appunto che si è dimostrata all'interno del campo non venisse punita. Andiamo a vedere chi è l'arbitro del match. Il signor Daniele Doveri della sezione di Roma, la 255esima direzione in assoluto nella massima serie, quindi arbitro anche con una grande esperienza, durante le quali ha maturato 4,21 cartellini gialli a partita, 37 doppi gialli, 20 rossi e 82 rigori assegnati, circa lo 0,32 per incontro. La sua media in tutte le competizioni invece di 4,17 gialli per match e dello 0,34 rigori fischiati appunto
per ogni gara arbitrata. Quest'anno ha già diretto 8 gare durante le quali ha estratto 35 gialli, un doppio giallo e ha segnato un rigore. Nonostante comunque tutta questa esperienza ha commesso un errore lui, perché se dobbiamo prendere per buona la decisione di non dare il rigore e la motivazione che ha dato, lui ha interrotto un'azione nell'era in cui non bisogna interrompere le azioni finché non finiscono, visto che c'è il VAR, che è una direttiva che abbiamo sempre conosciuto in questi ultimi anni, in cui è stato introdotto appunto l'assistente digitale. Stavolta però non sono state applicate le stesse direttive. Il direttore di gara ha arbitrato il Cagliari in 26 occasioni nel corso della sua carriera, in cui i rossoblù hanno ottenuto 7 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte. Ha diretto il Torino in 24 incontri, in cui i Granata hanno ottenuto invece 7 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte. Il Torino non ha vinto le ultime 3 partite arbitrate dall'arbitro di Roma. A supporto del direttore abbiamo gli assistenti Passeri e Scatragli, il quarto ufficiale Tremolada, mentre al VAR ci sono Baroni e Sozza, che a quanto pare avevano richiamato giustamente l'arbitro per l'azione occorsa, ma in cui lo stesso si è preso le colpe di tutto ciò che è accaduto, ha detto colpa mia, riniziamo tutto quanto come se nulla fosse successo, e così non è stata data la massima punizione per il Cagliari per il fallo di Paleari su Idrissi, che era partito molto bene arrivando fin dentro l'area. Cambiano un po' di punteggi in Serie B, è un pomeriggio vivace quello della cadetteria. È passato in vantaggio il Catanzaro in casa contro il Cesena, pareggio dell'Empoli nel proprio campo contro il Frosinone, 1-1 il punteggio quando ci troviamo intorno al 30° minuto. Vedremo come continuerà con il Frosinone, che è una delle forze del torneo. Il Juve Stabia sta vincendo in casa contro il Südtirol 1-0, pareggio della Sampdoria 1-1 contro la Reggiana, e questi sono i risultati che sono cambiati in Serie B. Ma purtroppo cambia anche quello del nostro Cagliari, con il vantaggio del Torino firmato da Vlasic, 1-0 del Torino, che quindi si porta in posizione favorevole con il suo miglior giocatore Vlasic, che trova il 5° gol in stagione. Un'azione partita da un contropiede che ha visto andare a tu per tu Luperto, è il diretto avversario, che è andato a cercare di superare Caprile. Nel caso sarà Simeone, bisognerà controllare la posizione. La palla è rimbalzata sopra Caprile, è arrivato un giocatore del Torino a servire lo stesso Simeone, e poi Adams, e poi successivamente pallone dato a Vlasic, che a porta vuota è riuscito a mirare nel punto giusto, è riuscito a evitare l'intervento degli avversari, trovando anche la fortunata deviazione di Zappa, che ha provato a opporsi e che ha mandato fuori giri tutti i suoi compagni piazzati sulla linea. Quindi anche in questa occasione la fortuna non sorride al Cagliari, con Zappa che era riuscito a fare il miracolo, almeno quasi, ma la sua deviazione ha poi portato il pallone a prendere una traiettoria impossibile da intercettare per i suoi compagni, e di conseguenza Torino in vantaggio per 1-0, ma Cagliari che reclama assolutamente il rigore non concesso qualche minuto or sono per l'uscita di Paleari e il fallo su Idrissi, che non è stato segnalato dall'arbitro, che non ha riconosciuto il non fallo, bensì il fatto di aver fermato l'azione prima. Roba da pazzi veramente queste decisioni, con tutto quello che gravita intorno al calcio, con quanti regolamenti sono stati spulciati negli ultimi anni, viste tutte le polemiche. Ancora a trovare queste giustificazioni per gli errori che vengono commessi. È incredibile che si possano commettere tali errori per condizionare poi le partite in modo inevitabile. Ora comunque il Cagliari deve mettersi alle spalle tutti questi brutti pensieri e cercare di rimettere in piedi una partita che vede il Torino in vantaggio grazie al gol di Vlasic in questo primo tempo, gol arrivato prima della mezz'ora, quindi il risultato sbloccato, così come si è sbloccato anche il risultato nell'altra partita di Serie A che si sta giocando in contemporanea, quella tra Lecce e Como, con gli ospiti che hanno trovato la via del gol intorno al 20° minuto, con il solito Nico Paz, che è servito da Voivoda, ha siglato la rete che lo riporta tra i marcatori dopo un periodo
di digiuno, è un periodo non eccelso per il Como. Ora si trova in vantaggio la squadra comasca contro il Lecce che ha perso anche il suo allenatore, ovvero Eusebio Di Francesco, che è stato espulso al 24esimo minuto in questo 17esimo turno per quanto riguarda il campionato di Serie A. Quindi come abbiamo detto, Como in vantaggio sul Lecce. Torino e Cagliari continuano a giocarsi la propria partita, ci sono parecchi falli nel corso di questo incontro, è arrivato anche un cartellino giallo per quanto riguarda un componente della panchina, è proprio Fabio Pisacane, che è stato ammonito dall'arbitro qualche minuto or sono per proteste dopo l'ennesimo fallo subito dai suoi giocatori, protestato in maniera forse un po' troppo veemente. L'arbitro Doveri lo ha richiamato e inserito nella lista dei cattivi, mostrandogli il cartellino giallo, quindi prima ammonizione della gara, che però non riguarda un giocatore di campo, bensì il mister Pisacane. Vediamo un po' di statistiche anche riguardanti il nostro allenatore, che non ha mai allenato contro il Torino, ma da giocatore l'ha incontrato 6 volte, ottenendo una vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte, mentre con la squadra primavera ha incrociato i propri destini in 5 incontri, ottenendo 3 vittorie e 2 sconfitte. Marco Baroni ha sfidato il Cagliari invece in 7 occasioni, che l'hanno visto uscire vincitore per 5 volte, una volta pareggiato e una volta ha perso. I due tecnici non si sono mai incontrati. Questi numeri per quel che riguarda gli allenatori che hanno scelto i 22 da mandare in campo. Gli ex delle due squadre sono Belotti a dopo per il Cagliari e Simeone nel Torino. Cagliari che, come abbiamo detto in apertura, oltre agli infortunati Zepedro, Felici, Belotti e Foloruscio, deve rinunciare anche a Mina e Juan Rodriguez con la febbre, e chissà anche l'esclusione di Esposito non sia dovuto a una condizione fisica non eccellente da parte del giocatore del Cagliari, oltre che dei giocatori che invece militano all'interno della Coppa d'Africa, che sono Luvumbo e Liteta. Diversi invece gli indisponibili per il Torino, solo Schurz per infortunio, Coco e Masina per quanto riguarda la Coppa d'Africa. Questi i giocatori quindi che non sono parte del match, in un match che per ora il Torino sta conducendo per 1-0 grazie al gol siglato da Vlasic poco prima della mezz'ora. Il Cagliari deve tirare sulla testa e riuscire il prima possibile a rimettere in piedi le cose. Ci facciamo raccontare l'azione direttamente dal nostro Vittorio Sanna. Si perde sul fondo un cross di Palestra, sempre 1-0 il punteggio in favore del Torino, e anche Fabio Pisacane, che tendenzialmente è sempre propenso a non polemizzare, sta perdendo le staffe in una partita veramente che è condizionata da una decisione che è da fantascienza, è veramente incredibile, che non ti tiene facilmente tranquillo nel momento in cui sai che ti è stato rubato, insomma, un gol o un potenziale gol. Siamo sotto di una rete, dobbiamo cercare di attaccare, lo ha fatto il Cagliari in quest'ultima azione con Palestra, ma chiaramente condizionati notevolmente dal risultato, dalla situazione. Si cerca di ritrovare la serenità per poter attaccare, ma anche il gioco che in una squadra che è stata costruita con le assenze che abbiamo detto della vigilia diventa sempre più complicato. Ma è un Cagliari che comunque 2 volte si è affacciato dalle parti di Paleari. La prima era quella che doveva portare al gol, la seconda ancora con Idrissi e Gaetano che hanno combinato bene. Gaetano ha concluso forse troppo debolmente centralmente dopo il grande numero di Idrissi. Adesso Cagliari che recupera con Zappa, appoggia centralmente per Chivisoi, si volta in un fazzoletto di terreno, Mazzitelli che allarga a sinistra, è troppo profondo il passaggio per la corsa, in questo caso mi pare di Gaetano, che rallenta nel momento in cui vede il pallone troppo lungo, e il Torino quindi può recuperare. 35esimo minuto con squadra granata che fa ruotare il pallone da destra a sinistra nella linea di difesa. Da Lazzaro ritorna verso la zona interna dove c'è piazzato Ismaili che tiene il possesso della palla, poi tocca corto per un compagno che gli rende ancora il pallone. Da questi ancora all'indietro con il portiere Paleari che è in campo solamente per gentile concessione dell'arbitro. Il pallone è ancora giocato in questo caso da Vlasic, l'autore del gol. Il passaggio verso sinistra, ancora a sinistra verso Lazzaro, di prima a cercare un compagno, verticalizzazione verso Simeone, la chiusura di Deiola che rilancia, era Adams e non
Simeone, pallone in fallo laterale, rimesso in gioco è per il Torino, rimessa con le mani nella metacampo Granata, con pallone che ritorna ancora all'indietro, il controllo e il passaggio centrale per il movimento in questo caso da parte di Tameze che è allargato a destra, il tocco in avanti, l'anticipo netto da parte di Mazzitelli, Vlasic che lo cintura, cartellino giallo per Vlasic in questa circostanza per aver strattonato, messo giù il giocatore del Cagliari. Il giallo quindi anche per Vlasic, il primo lo è stato, ricordo, per il tecnico del Cagliari Pisacane, qui netto il fallo ai danni di Mazzitelli, intervento dell'arbitro e calcio di punizione. Abbiamo visto scaldare sul fondo, mi è parso Pintus in questo primo tempo, non escludo che ci sia bisogno di riportare un po' di spinta a centrocampo, quindi con lo spostamento di Deiola e magari con l'ingresso in campo anche di un attaccante. Il Cagliari comunque oltre a Esposito ha Pavoletti e 3P a disposizione. Eccolo ancora Chiristoi, bello il tocco a vantaggio di Gaetano che sbaglia ancora, purtroppo Gaetano sta sbagliando troppo e in questo caso regala il contropiede al Torino che parte, palla al piede, attenzione Simeone, la palla dall'altra parte, la parata di Caprile che va ancora a cercare la palla, la recupera Vlasic, pallone all'indietro, passaggio centrale ribattuto, ancora Gaetano che rimette quasi nei piedi degli avversari, un pallone che stava per diventare da un'azione d'attacco del Cagliari è diventato un'azione d'attacco del Torino. Ecco le leggerezze che molte volte si fanno. Pallone ancora giocato dal Torino in attacco, 37esimo minuto, avanza portando palla in questo caso Ismaili che scarica a sinistra, il pallone crossato da Lazzaro all'interno, il colpo di testa di Deiola che allontana, ancora il colpo di testa del Torino, nuovamente il pallone verso Simeone che si lascia andare, c'era Adams, alla fine rossoblu che riescono a rilanciare, ma in una zona in cui ci sono solamente maglie e Granata bisogna mettere qualche giocatore d'attacco in più. Il Cagliari in questo momento ha bisogno di un attaccante in più per portare il baricentro del gioco un po' più alto e per tentare a sua volta di trovare il gol e non deve rischiare di prendere il secondo. Attenzione ancora ad Adams che protegge nel duello con Zappa, il tocco verso il compagno, la palla ribattuta la prima volta, recuperata poi da Palestra, parte a dopo nel settore destro, si libera l'avversario, ancora dopo 4 contro 3, a dopo la palla dentro per Palestra che corre, entra in aria, viene toccato il pallone, è mandato in calcio d'angolo da un provvidenziale, intervento di Ismaili. Tutto questo al 38esimo, la partita è aperta, Torino 1, Cagliari 0, linea allo studio. E quindi torniamo in studio, ma andremo dal nostro Vittorio Sanna per i minuti di recupero. Cagliari che ci ha provato con un'azione in contropiede condotta da dopo, grande forza fisica nel mantenere rispetto al pressing degli avversari, bello anche il suggerimento per Palestra, altrettanto puntuale l'intervento di Ismaili che ha messo in calcio d'angolo come raccontato dal nostro Vittorio Sanna. Io vi ricordo che da ora è possibile partecipare alla nostra Wall Street English Football Challenge, il quiz settimanale che vi permette di vincere con la migliore differenza reti una prova gratuita presso Wall Street English. Quello che dovete fare è andare a cliccare il link sulla diretta YouTube di Vittorio Sanna, rispondere in 3 minuti alle 5 domande che vi verranno poste. Ogni risposta corretta sarà un gol fatto, ogni risposta sbagliata un gol subito. Se deciderete di non rispondere non subirete alcuni malus né bonus. C'è oggi tra l'altro una domanda più importante delle altre, visto che vale addirittura 3 gol quel quesito messo in pratica dal nostro Vittorio Sanna. Vedete se riuscite a trovare la soluzione, quindi a segnare una tripletta tutto in una volta. Ve lo auguriamo in questa sfida, quindi la nostra Wall Street English Football Challenge, link nella diretta YouTube di Vittorio Sanna. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo a raccontarvi questo Torino Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Imprenditore? Portare la tua azienda oltre il €1.000.000 è stato un grande traguardo, ma sai bene che non basta. Senza margini solidi, senza un team che regge la crescita e senza il giusto controllo sui numeri, quel traguardo rischia di diventare inutile. All'evento Azienda di Successo di Mab & Co. scoprirai strumenti pratici e strategie concrete per scalare davvero. Più liquidità, più organizzazione, più tempo per decidere e guidare. Un evento in Sardegna dedicato agli imprenditori come te che non si accontentano.
Prenota il tuo posto al numero verde 800 587 955. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblu vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta agli studi della Corte del Sole, stanno avviando verso il termine del primo tempo Torino e Cagliari. Ricordiamo il punteggio di vantaggio per i padroni di casa 1-0, firmato da Vlasic poco prima della mezz'ora. Partita ruvida comunque, in cui si entra con contrasti duri per quanto riguarda questo match che vi stiamo raccontando. Per ora ancora poche possibilità per il Cagliari, che deve cercare di salire un po' di più con il proprio baricentro, e chissà che proprio un cambio della panchina non possa essere propizio a far sì che la squadra di Pisacane attacchi con maggior frequenza la porta di Paleari. Ci ha provato Kilixoi a mettere in movimento Idrissi qualche minuto fa, ma il suo suggerimento un po' troppo lungo non ha consentito all'esterno rossoblu di entrare in possesso palla e quindi poter imbastire un'azione pericolosa in fase offensiva. Cagliari che comunque ci sta provando. Per ora con tutta probabilità nel primo tempo uscirà un centrocampista per far spazio a un attaccante che può essere uno tra Esposito e Borrelli, che potrebbero dare nuova linfa, far salire il baricentro del Cagliari. Normalmente si penserebbe a Esposito, visto che ha giocato anche la scorsa partita in coppia con Kilixoi, o se no un Borrelli che potrebbe entrare e formare questo nuovo duo con l'attaccante turco, che in questo primo tempo non ha avuto tantissime palle giocabili, ma dobbiamo dire quando ne è entrato in possesso difficilmente ha sbagliato. È un Kilixoi molto concentrato ogni volta che entra in possesso di palla, quindi sono segnali importanti questi per un giocatore come lui, che è chiamato a dare manforte alla squadra in questo momento di assoluta difficoltà, in cui il Cagliari si è dovuto trovare a fronteggiare diversi infortuni che l'hanno costretto oggi a presentarsi sul campo del Torino con questa formazione inedita. Vedremo se riuscirà a modificarla in corsa il nostro mister Pisacane. Intanto andiamo a vedere quali saranno gli altri appuntamenti della giornata in questo 17° turno, perché si continua stasera alle 18 con la gara tra Udinese e Lazio. Udinese che è caduta nell'ultimo turno con la Fiorentina per 5-1 a causa dell'espulsione di Okoye nei primi minuti. In questo momento si trova al 12° posto con 21 punti conquistati, 2 lunghezze in più per la Lazio, che invece è a ridosso della zona Europa. 23 i punti dei biancocelesti, che cercheranno di continuare a far bene per avvicinarsi sempre di più alle posizioni che contano. Una Lazio non brillante, ma che comunque è imbattuta nelle ultime 3 partite, ha raccolto ben 8 punti nelle ultime 5 gare, quindi comunque un bottino di tutto rispetto per la formazione allenata da Maurizio Sardi, che a inizio stagione sembrava dover viaggiare in acque differenti e che invece poi ha trovato la quadra nonostante il mercato bloccato, e quindi il fatto che la squadra fosse
composta agli stessi uomini dell'anno scorso, con tutti i limiti che non poter acquistare in estate può comportare. Ha provato il Cagliari ad accendersi con il lancio per Palestra, molto bravo a andare nell'1 contro 1 con Ismaili, che però è altrettanto bravo in un'altra scivolata provvidenziale a mettere in calcio d'angolo. Noi andiamo a farci raccontare i minuti di recupero di questo primo tempo dalla cronaca di Vittorio Sanna. Prati mette a segno il gol dell'1-1 sull'angolo battuto dalla destra, arrivato il pallone dentro l'area, stoccato da Marsitelli e depositato in gol da Prati per fare giustizia in un primo tempo dove il Torino non meritava assolutamente di chiudere in vantaggio. È arrivato il gol di Prati, angolo da destra, colpo di testa di Marsitelli e sbucato Prati che da un passo ha messo alle spalle del portiere per l'1-1 del Cagliari, che fa giustizia rispetto a questo primo tempo che è stato certamente condizionato anche dal punto di vista nervoso dalla decisione arbitrale veramente ridicola di non dare il calcio di rigore e soprattutto di non prendere provvedimenti sul portiere Paleari in occasione del contropiede che poteva portare il Cagliari in vantaggio. 1-1 il punteggio, poco prima del riposo, 46esimo minuto che sta scorrendo, il minuto che è già andato via, vediamo quanto altro si andrà a recuperare, considerato che si è perso parecchio tempo in occasione proprio della buffonata del signor Doveri. Nel frattempo il pallone è ancora giocato dal Torino, che cerca ora di replicare, chiusura da parte del Cagliari, attenzione a un tocco sotto, chiude Luperto, rilancia in avanti, Chilisoi, palleggio e protezione palla, sta facendo un gran lavoro Chilisoi, il pallone è giocato da Gaetano, ancora per Chilisoi, poi palla per Prati, da questi a Mazzitelli che ha procurato il gol di Prati, poi Gaetano può partire, attenzione, punta verso l'area, porta il pallone, si accentra, va a cercare a dopo che è al suo fianco, a destra c'è Palestra, è lui che va a prendere il pallone, puntare l'avversario per entrare in area, c'è il raddoppio, attenzione, il cross all'interno verso il secondo palo, Idrissi che fa da sponda, il tentativo di tiro, la palla all'esterno, Prati che rimette dentro, pallone ancora allontanato, poi Luperto che intercetta, destro di Luperto, ciabattato, è parato da Paleari. Secondo minuto di recupero che sta andando via col Cagliari, che addirittura nel tempo di recupero ha sfiorato anche il gol del vantaggio in questo primo tempo, che ripeto è stato condizionato veramente dall'orrore arbitrale, che adesso va in chiusura a parlare col portiere a dirgli: mi devi almeno 500.000 euro per questo favore che ti ho fatto. Un calcio di rigore negato per un fischio che sarebbe avvenuto, e qua c'è una percezione straordinaria da parte dell'arbitro, che adesso discute col portiere, una percezione straordinaria, perché secondo me gli sta suggerendo che cosa dire, perché non c'è altra possibilità. Gli sta regalando un altro pallone in seguito alla mischia che si è creata a ridosso dell'area, all'ennesimo intervento che aveva interrotto il gioco in questa partita. Non era finito il primo tempo, sembrava che i giocatori fossero allontanati per andare a riposarsi, rilancio del portiere, i 3 minuti sono già andati via, c'è l'allontanamento del pallone da parte di Mazzitelli e lo scatto tentato ancora da Palestra a destra, chiude Lazzaro con passaggio però che poteva essere corto, allontana ancora Paleari e siamo a metà del 48esimo minuto, col pallone giocato ancora dal Cagliari e con l'arbitro che manda le squadre a riposo. Per fortuna ci rincuoriamo con il pari raggiunto. Vlasic nel frattempo va a parlare con l'arbitro, che di che cosa si lamenta? Devo andare dentro e dirgli grazie, perché una cosa di questo tipo io credo non si sia mai vista in un campo di calcio, una giustificazione di questo tipo, e non ci sarà mai più una decisione di questo tipo, che l'azione l'ho interrotta dopo la parata del portiere che che contemporaneamente faceva il fallo, però quello contemporaneamente è poco dopo il fallo secondo l'arbitro, e quindi l'azione si è interrotta con la parata del portiere. Veramente ridicolo. Assurdo, contro tutte le regole che ci hanno raccontato negli ultimi anni, soprattutto riguardo al VAR. La più importante, la più semplice, la più chiara, quella incontestabile: l'azione non si fa finire proprio perché abbiamo questo assistente digitale che ci può aiutare a prendere la giusta e la corretta decisione al termine di tutto, e invece stavolta non è stata percorsa questa via, addirittura l'errore è stato il giustificativo per evitare poi di intervenire in un secondo momento. Davvero incredibile quello che è successo
successo, ma comunque siamo contenti per il pareggio di Prati, un Prati che è stato lesto, presente, un po' andando controcorrente alcuni dei suoi momenti in questo primo tempo, si è fatto trovare bene sul secondo palo, davvero ottimo il suo inserimento e pareggio meritato, Vito. Assolutamente sì, ma infatti io avevo il surrungio tutto il primo tempo per quella decisione arbitrale che mi ha scombussolato veramente il pomeriggio. Vedere delle cose del genere ti portano veramente per chi non sopporta le ingiustizie ad avere. Io poi non sopporto neanche le gerarchie, non sopporto neanche le dittature, non sopporto le lobby, non sopporto niente di tutto questo. Immaginate come posso aver digerito un'interpretazione del genere che è veramente ridicola, che è la negazione di quello che lo sport dovrebbe insegnare, il senso di giustizia che lo sport dovrebbe portare con sé, e che in questo caso è stato tradito veramente da un'interpretazione paradossale e grottesca, perché non hai voluto andare fino in fondo e non hai voluto praticamente andare in modo del tutto contrario a quello che avevi deciso, perché in un primo momento lui aveva deciso che era fuori gioco, verificato che non era fuori gioco, doveva trovare per forza una scusa per poter non espellere o non dare il calcio di rigore, perché di fatto è questa la verità, e l'ha trovato in questo espediente l'idea che la parata di Paleari fosse avvenuta prima, o meglio che fosse l'ultima cosa accaduta prima del suo fischio, ma è una cosa paradossale, ridicola, perché se tu non fischi praticamente dopo la parata c'è il piede che si alza, il calcio di rigore netto, il gioco pericoloso, perché poi è andato a colpire durissimo l'avversario, cioè tutto quello che veniva dopo, che era tutto a danno del Torino, lo ha cancellato facendo interrompere l'azione con la parata di Paleari. Assoluta follia, è l'unico modo per raccontare questa decisione, ma non è la prima in questo campionato, e davvero bisognerà fare chiarezza, perché non è possibile non capire proprio se una cosa è una decisione o l'altra in maniera oggettiva. Bisogna sempre rimettersi alla decisione e alla giustificazione della settimana, e ciò non è corretto per analizzare un gioco in cui tutti dovrebbero giocare con le proprie regole e con i propri limiti. Comunque partita che racconta di un 1-1 tra Cagliari e Torino. Alla fine la trama più utilizzata è stata proprio quella degli esterni, Vito, in questo primo tempo. Sì, ci avevamo visto giusto anche stavolta sulla interpretazione della possibile partita, ma d'altronde con il ruolo che fa Chilissoi, che non è una punta di quelle che va in profondità, che non è veloce, e ha fatto molto bene il suo compito catturando l'attenzione dei difensori per fare il tagliafuori, come si usa a dire nel basket. I due esterni diventavano gli attaccanti, e in effetti le azioni principali sono passate attraverso Idrissi e Palestra, Idrissi da una parte e Palestra dall'altra. Idrissi che poi ha portato fuori un numero in occasione del tiro poi di Gaetano, che poteva avere miglior sorte, un numero straordinario, si è bevuto letteralmente gli avversari con un giochetto da giocatore di altissima classe, e Palestra che continua a essere devastante, perché Lazzaro non ne ha capito niente, gli ha detto alzati e cammina, ma sta camminando e non riesce a correre, perché effettivamente la velocità di Lazzaro rispetto alla velocità di Palestra sembra essere quella di un morto che si è appena rialzato, e in tutto questo chiaramente il rammarico di non aver potuto giocare questo primo tempo sereni, perché la serenità comunque te la toglie un episodio del genere, e devo dire anche comunque merito ai giocatori del Cagliari che per l'ennesima volta con una formazione diversa hanno non solo tenuto a testa il Torino, anche se hanno rischiato in un'altra circostanza, ma hanno fatto di necessità virtù e si sono comportati bene malgrado tutte le ruggini che ci può essere in una formazione che viene cambiata, che viene strutturata in un modo del tutto inedito, e se volete quest'oggi anche più votata apparentemente alla difesa che all'attacco, tant'è vero che, ripeto, gli attaccanti veri sono stati due esterni. Pensi ci sarà un cambio dopo il pareggio arrivato, visto che nella seconda parte, nella parte conclusiva del primo tempo, il Cagliari era un po' rannicchiato in difesa, stava avendo difficoltà, poi è riuscito a esprimersi tramite a segnare tramite un po' di palla inattiva. Adesso pensi che Pisacane andrà a modificare qualcosa dei suoi 11? Secondo me sarà un secondo tempo del tutto diverso, si cambierà completamente il registro, perché il Cagliari Pisacane tenterà di mettere dentro più attaccanti, sposterà il baricentro del gioco un po' più avanti e cercherà quindi di andare alla ricerca anche di impaurire, di mettere un po' di pressione alla difesa del Torino. Il Torino per contro, il sospetto che faccia altrettanto, che prepari l'ingresso di Zapata al posto di uno dei due attaccanti, il candidato ad uscire secondo me è Adams, e dovrà però a quel punto reggere un
un Cagliari che anche in questa situazione, anche con questi uomini, molto spesso è venuta fuori con la palla al piede, ha superato la linea di centrocampo del Torino e si è presentata quasi 4 contro 3 con un numero maggiore di giocatori ad attaccare, quindi credo che questa cosa verrà sfruttata a pieno. Non credo faccia entrare Borrelli perché sarebbe un facilitare la difesa del Torino, credo invece piuttosto che possa entrare Esposito per non dare riferimenti e che possa così spingere un po' di più, cercando con Esposito quelle trame che servono per andare a rete. Chilisoi e Esposito insieme possono veramente far male a questo Torino. E vedremo se sarà così, vedremo se entrerà Esposito nei prossimi minuti. Quello che è certo è che ci scrivete al 340-5186-036, il nostro Dino Dall'Odi, sempre mitico, il gol commentato da Vittoria. Auguri a tutti di buon anno. Prima chiedevo una spiegazione sul fallo che poi abbiamo dato in telepatia rispetto al messaggio del nostro ascoltatore. Ci scrive anche il nostro Andrea: sconvolgente decisione sul rigore, ma questo è un po' il sentimento che è trapelato e anche quello corretto, vedendo l'azione e vedendo come si è poi arrivati alla decisione. Ci scrive anche Luca Carta: un plauso a Capitan De Iola da Sant'Engiu, attentissimo, e De Iola è stato veramente bravo al centro della difesa in questo primo tempo. No, bene, sia De Iola che Luperto, dobbiamo dare atto che anche Luperto sta facendo una grande partita in questo match. Devo dire, la difesa ha tentato di reggere botta, non è facile. Luperto è andato in difficoltà nell'1 contro 1 con Simeone in occasione del gol, però insomma mi pare che per il resto ha coperto bene, ha chiuso. È un Cagliari che chiaramente non ha la difesa titolare e quindi la vulnerabilità che abbiamo visto in certe azioni è una vulnerabilità che esiste, perché sei anche leggerino come difesa, considerato che comunque l'altro difensore è Zappa, che non è mai un difensore puro, quindi devo dire che è stato un Cagliari che, ripeto, ha fatto necessità virtù, ha subito il gol forse con un pizzico di ingenuità anche stavolta, perché lasciare che l'uomo vada via così vuol dire anche che non hai una posizione, che non eri nell'assestamento migliore per poter neutralizzare quel tipo di pallone. Queste cose hanno inciso, però ripeto, giustificabile per il fatto che si tratta di una difesa, non dico improvvisata, ma certamente inedita e particolare. A dopo in crescita in questo primo tempo, ha iniziato un po' in fatica, in difficoltà, poi piano piano ha fatto vedere anche delle buone cose, qualche sgroppata di classe da parte del centrocampista del Cagliari. Sì, anche perché ha giocato bene in supporto. Chi stava mancando anche stavolta è Prati, speriamo che il gol lo abbia riacceso, e secondo me è anche uno degli indiziati ad uscire in questa partita. Adesso bisogna capire un po' quello che succede. Mazzitelli, a mio giudizio, non ha il passo da interno, sta giocando da interno ma non ha il passo interno, quindi credo che se si dovrà andare a un cambio, Mazzitelli o Prati sono i due giocatori indiziati per poter uscire dal match e lasciare spazio eventualmente. Intanto non credo, è probabile che sarà un doppio cambio, però sono curioso anche di vedere quale possa essere. Uno di quelli che potrebbe uscire per un attaccante è Gaetano, l'altro che potrebbe uscire, ripeto, per poter spostare un po' di gioco in avanti, ripeto, o Prati o qualcosa di simile o Mazzitelli. Vedremo chi saranno gli indiziati per lasciare spazio alle nuove forze del Cagliari, se ci saranno prima di tutto in questo intervallo, se si attenderà qualche minuto prima di effettuare le proprie mosse per un secondo tempo che il Cagliari deve aggredire contro un Torino che è riuscito a sviluppare qualche trama offensiva, ma diciamo ha sfruttato al massimo le poche che gli sono state concesse, Vitto. Sì, è vero, ha sfruttato al massimo con la grande capacità, soprattutto di Simeone, devo dire, di aggredire e di trovare spazio. È stato molto bravo Giovanni Simeone ad aggredire lo spazio. E il grande altruismo di Adams in occasione del primo gol, perché il primo ha tentato di battere a rete, gli è stato ribattuto il pallone, il secondo invece ha ricevuto la palla, invece di calciare ha visto meglio piazzato il compagno, gli ha dato un pallone che poi era difficile da neutralizzare con Capria, che nel frattempo aveva fatto il miracolo, e non è stato fortunatissimo, perché nell'uscita invece di andare lateralmente il pallone è andato dritto per dritto, ribattuto, e è finito sui piedi di un altro attaccante, anche in quell'occasione non particolarmente fortunata la parata di Caprile. Ripeto, noi dobbiamo sempre pensare che le difficoltà sono fatte per essere superate, ogni volta che le superi c'è un margine di crescita. Questa deve essere la filosofia, perché se ci si deprime anche di fronte a quello che ha detto l'arbitro, io ho visto le facce dei
componenti della panchina, dello stesso Pisacane di fronte a una giustificazione del genere, perché ripeto, la giustificazione è stata data a voce alta dall'arbitro, quindi non è che stiamo interpretando quello che l'arbitro ha detto, abbiamo ascoltato e l'arbitro ha detto che l'azione si è interrotta con la parata tutti gli altri guardavano intorno e ma questo qua è matto, perché effettivamente questo è quello che ci viene a pensare. Reazione comprensibile da parte dei componenti delle due squadre, secondo me che quelli del Torino non se l'aspettavano, il fatto sta che questa è stata la decisione. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo a raccontarvi questo primo tempo tra Torino e Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblu vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Imprenditore? Portare la tua azienda oltre il €1.000.000 è stato un grande traguardo, ma sai bene che non basta. Senza margini solidi, senza un team che regge la crescita e senza il giusto controllo sui numeri, quel traguardo rischia di diventare inutile. All'evento Azienda di Successo di Mab & Co. scoprirai strumenti pratici e strategie concrete per scalare davvero. Più liquidità, più organizzazione, più tempo per decidere e guidare. Un evento in Sardegna dedicato agli imprenditori come te che non si accontentano. Prenota il tuo posto al numero verde 800 587 955. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta a Suon di Gol dagli studi della Corte del Sole qui su Radio Super Sound. Stiamo analizzando il primo tempo tra Torino e Cagliari, terminato sul punteggio di 1-1, il vantaggio di Vlasic intorno al 29esimo minuto, il pareggio di Prati nell'ultima lunghezza della prima frazione che ha consentito alla squadra rossoblù di terminare sull'equilibrio questo primo tempo. Squadre che tra pochissimo torneranno in campo e un Cagliari che, come abbiamo detto, deve aumentare, avanzare con il proprio baricentro. Vedremo se lo farà con i cambi che tra poco arriveranno dalla panchina di Pisacane, come sempre in dubbio rispetto alla scelta di effettuarli subito, effettuarli più tardi. Vito, pensi che ci possa essere anche lo spazio per un cambio, per l'entrata in campo di un difensore di ruolo in questo secondo tempo? Ma nel secondo tempo, nel suo totale, probabilmente sì. In avvio credo di no, perché il gol ha comunque cambiato le condizioni. Chi sta preparando invece un uomo per l'ingresso in campo è il Torino. Sta scaldando Biraghi e non è escluso che Biraghi entri per cercare di addomesticare la fascia sinistra, e c'è anche un altro giocatore che è pronto per l'ingresso in campo, quindi Biraghi si scalda, ma ce n'è ancora un altro che ho visto pronto per l'ingresso in campo. Sto cercando di identificare di chi si tratta, in questo momento non riesco a capire. È il giocatore numero 16 della squadra del Torino, che mi dovete aiutare perché in questo momento non ce l'ho. Lo scopriamo subito. Adesso andiamo a vedere la nostra guida al campionato, che ringraziamo sempre per fornirci le statistiche. Il 16 è Pedersen, che però era già in campo all'interno del Torino. Sì, però stava scaldando anticipatamente, forse deve riprendere i motori. Sì. A proposito di motori, il confronto sulle fasce. Ecco qual è il problema, ecco perché si scalda Biraghi, probabilmente perché non è sicuro che Pedersen possa rientrare in campo. Ecco, ok, perfetto. Allora vedremo se ci sarà il cambio o se si attenderà per fare questa sostituzione. Vito, noi ci sentiamo tra pochissimo perché la partita sta per iniziare. Sì, no, stanno rientrando i giocatori in campo. Pedersen viene massaggiato, Biraghi è lì pronto per poterlo sostituire, però il cambio per adesso non sa da fare.
le squadre sono nel tunnel, stanno per rientrare in campo. Perfetto, allora torneremo dal nostro Vittorio Ossanna tra pochissimo per farci raccontare le emozioni del Cagliari in diretta nella trasferta che lo vede opposto al Torino, punteggio di 1-1 maturato dopo i primi 45 minuti dell'incontro. Vi ricordiamo le due formazioni se non dovesse avvenire questo cambio che vede protagonista Pedersen. Torino in campo col 3-4-1-2, Paleari il portiere, Tamese, Maripani, Ismaili difensori, Pedersen, Aslani, Ghineitis e Lazaro i centrocampisti, Vlasic trequartista con la coppia offensiva formata da Adams e Simeone. Cagliari che risponde col 3-5-2, Caprile il portiere, Zappa, Luperto e De Iola i difensori, palestra dopo Mazzitelli, Prati e Idrissi i centrocampisti, Gaetano e Kilik Zoe che sono stati affidati i compiti più offensivi. Cagliari che ha trovato il gol del pareggio su palla inattiva, bello il cross al centro per la svettata di Mazzitelli che ha spizzicato il tanto giusto che bastava per servire Prati all'interno dell'area. Il numero 16 è stato più lesto di tutti e con il destro ha depositato in rete il gol del vantaggio. Gol del Torino invece arrivato al 29esimo grazie anche alla grande caparbietà dell'attacco torinese che ci aveva provato Simeone nel tentativo 1 contro 1 con Caprile che aveva respinto in modo centrale, poi palla che era passata per i piedi di Adams che non si era fatto ingolosire dalla opportunità. Va servito invece il numero 10 Vlasic che a porta sguarnita ha trovato la via del gol, complice anche la deviazione di Zappa sul tentativo di blocco da parte della difesa cagliaritana, palla che è stata deviata e palla che finita in rete eludendo l'intervento anche di Luperto che si trovava sulla linea. Si chiedono conferme, hanno tanti quesiti i giocatori del Cagliari riguardo al signor Doveri, oggi incaricato di dirigere il match tra Torino e Cagliari. Doveri protagonista nel primo tempo di una scelta scellerata di non concedere un rigore solare al Cagliari, con l'azione che inizialmente era stata interrotta per fuorigioco che poi è stato verificato non esserci. Aveva tentato Idrissi di superare Paleari con lo scavetto, il portiere si era opposto con la mano ma poi aveva atterrato con la gamba alta Idrissi all'ingresso in area. Rigore solare e probabilmente anche sanzione per l'estremo difensore della squadra di casa. Così non è stato e quindi Cagliari che si è giustamente lamentato nel corso del primo tempo e che anche in questo avvio di ripresa è andato a far valere le proprie istanze nei confronti dell'arbitro, anche se ora deve far di tutto per dimenticarsi questo spiacevole episodio, questa spiacevole ingiustizia, perché di questo si parla, e affrontare il secondo tempo con ardore nel cercare di mettere in difficoltà il Torino. Sono iniziate le altre partite che stiamo seguendo in contemporanea, sono iniziate anche altri due match, un altro per la Coppa d'Africa, quello tra Senegal e Congo, e mentre in Premier League alle 16 5 match all'avvio. Arsenal Brighton 0-0, Brentford Bournemouth già sbloccata con il vantaggio dei padroni di casa 1-0, Burnley Everton 0-0, Liverpool Wolves 0-0 e anche West Ham Fulham ancora ferma sul punteggio di parità a porta inviolate. Queste le gare che sono iniziate alle 4 per quanto riguarda il campionato inglese, di cui vi informeremo nei prossimi minuti, in cui seguiremo in contemporanea naturalmente anche il match del Cagliari, raccontandolo in presa diretta con la voce del nostro Vittorio Ossanna. 15 minuti ogni 3 minuti ogni 15. Vi ricordo anche che avete fino all'83esimo per oggi per giocare con il nostro Wall Street English Football Challenge, la quiz di Radio Super Sound di A Suon di Gol, che vi dà la possibilità di vincere una prova gratuita presso Wall Street English. Tutto quello che dovete fare è cliccare sul link nella diretta YouTube di Vittorio Ossanna. Avete 3 minuti di tempo per rispondere alle 5 domande fatte anche in modo diverso, ci sono sia risposta multipla che a inserimento, ogni risposta esatta saranno un gol segnato, ogni errore un gol subito. Se si decide di non rispondere non si avranno né malus né bonus. Oggi c'è anche una domanda speciale messa dal nostro Vittorio, vale addirittura 3 punti, quindi provate a siglarla e a trovare la soluzione per ottenere quindi questo grande vantaggio. Noi siamo pronti per immergerci all'interno della partita e lo facciamo con la cronaca del nostro Vittorio Ossanna.
47 minuti e 50 secondi col Torino che imposta con il suo giocatore numero 61, si tratta di Tamese. Lo fa spesso il giocatore che va ad aiutare i colleghi di reparto centrale. Lancio avanti ora col colpo di testa in chiusura di Luperto, la palla in fallo laterale, la rimessa in gioco sarà per il Torino, qualche metro al di là della linea centrale del campo nel settore di destra, è pronto a effettuarla in questo caso Lazzaro, il pallone viene servito alla sinistra, c'è Pedersen che è passato a sinistra con Lazzaro che adesso agisce a destra, quindi ha cercato o sta cercando di arginare di più in questo caso il nostro giocatore di destra, cioè Palestra, con lo spostamento di Pedersen dall'altra parte nel lato sinistro, inizialmente aveva giocato nel lato destro. Lazzaro dall'altra parte che imposta il pallone ancora in profondità per Tamese nel duello con Prati, Tamese che tiene il posto di palla, dà all'indietro ancora per Lazzaro che si va a complicare la vita, alla fine pallone recuperato dal Cagliari con l'arbitro che fischia un calcio di punizione inesistente e va a protestare Prati, l'arbitro che ha fischiato il calcio di punizione, tutti a protestare per quest'altra interpretazione del signor Doveri che se non ce la fa più è meglio che vada in pensione, perché non si possono fischiare falli di questo tipo. Fallo fischiato a favore del Torino con Aslani che era andato giù ma che non aveva assolutamente subito fallo, la protesta di De Iola, la protesta un po' di tutti quanti sono andati a protestare con l'arbitro che ha concesso questo calcio di punizione che diventa un calcio di punizione anche insidioso dalla tre quarti di destra pronto a battere, mentre Vlasic e De Iola discutono anche di questa interpretazione arbitrale. 49 e 40 con il calcio di punizione per la squadra granata, con Simeone che si piazza dentro l'area con i due soliti pronti alla battuta, uno è Aslani, vediamo se sarà lui a battere, stavolta dal destro dovrebbe partire invece un altro giocatore, infatti va via Aslani, non sarà lui a battere questo calcio di punizione, vedremo tra poco chi è l'incaricato, tutti piazzati comunque dentro l'area, parte lo spiovente verso il secondo palo, il colpo di testa da parte di Idrissi e da parte poi del difensore, protesta ora il Torino chiedendo il calcio d'angolo con Ismaili che chiedeva la deviazione per ultimo di Idrissi, con l'arbitro che allontana un po' tutti l'uno e l'altro. Effettivamente avevano ragione stavolta quelli del Toro, perché l'ultimo tocco era stato proprio di Idrissi, insomma non ne becca una il signor Doveri. Avanza palla al piede Zappa, dà all'indietro il pallone per De Iola, da questi ancora all'indietro per il nostro portiere Caprile che apre a sinistra dove è piazzato in questo caso Idrissi, avanza palla al piede da Massitelli, da questi la palla ritorna all'indietro, Luperto al centro a favore ancora di De Iola che fa ruotare a destra per Zappa dentro per il movimento di Prati, ottimo il passaggio ancora per Palestra che tenta di andare via e viene esteso nel momento in cui stava partendo dall'intervento da parte su di lui di Maripan, ci sarà calcio di punizione colpito da dietro con il pallone soprattutto con il ginocchio, e quindi calcio di punizione non era più grave il fallo, a dire il vero, è punizione per il Cagliari. 51 minuti 15 secondi, il punteggio è di 1-1, linea allo studio. E quindi questo avvio che vede tutte e due le squadre affrontarsi a viso aperto, partita viva quella tra Torino e Cagliari, fallo di Maripan su Palestra, sì effettivamente giusta il commento finale di Vittorio, abbastanza non esageratamente cattivo l'intervento di Maripan sull'esterno del Cagliari. Cambia ancora il punteggio in Serie B perché il Catanzaro è andato a raddoppiare in casa con il Cesena, 2-0 il risultato quando ci troviamo nei primi 10 minuti del secondo tempo. Andiamo a vedere anche quello che succederà nel corso di questo sabato di sport per quanto riguarda il 17° turno di Serie A. Si giocherà alle 20:45 il match tra Pisa e Juventus, Pisa che come sappiamo è reduce dal pareggio in trasferta con il Cagliari per 2-2, Juventus invece che si trova in una condizione abbastanza favorevole, 2 vittorie consecutive portate a casa dai bianconeri con Roma e contro
il Bologna in trasferta, la sconfitta con il Napoli, ma prima vittoria con il Cagliari e pareggio con la Fiorentina per una Juve che ha conquistato 10 punti nelle ultime 5 giornate. Ora si trova a ridosso delle posizioni più importanti del torneo, solamente -4 dalla capolista Inter, che tra l'altro ha anche una partita in meno, visto che dovrà recuperare il match non giocato a causa della Supercoppa che si è svolta nella passata settimana. Vedremo chi l'avrà la meglio. Pisa, che invece ha raccolto nelle ultime 5 giornate appena 2 punti, vedremo se riuscirà a mettere in difficoltà la Juventus, visto che sappiamo comunque che il Pisa è una squadra che non se la gioca con nessuno. Anche noi durante la scorsa giornata abbiamo trovato un organico organizzato da Gilardino, che ha saputo mettere i bastoni tra le ruote al Cagliari, pur non disponendo di giocatori dalla qualità trascendentale all'interno delle sue fila. Vedremo come andrà a terminare questo match. Sarà sicuramente una partita da seguire alle 20:45, mentre la capolista della Premier League passa in vantaggio nel suo match delle 16, e 1-0 per l'Arsenal contro il Brighton. Il vantaggio dopo poco più di un quarto d'ora per i Gunners, che continuano nella loro ottima stagione. Per quanto riguarda questo campionato 2025-2026, il vantaggio è stato firmato da Odegaard, ma Gunners, che con questo 3 punti continuerebbero a fortificare la propria vetta, andando a risuperare il Manchester City, che invece ha vinto la partita alle 13:30. Ci ha provato il Torino con il tentativo da parte di Che Adams, se non ho visto male, servito da Gineitis al limite dell'area, è andato a concludere a botta sicura, ma ha trovato l'opposizione di Caprile, che è stato bravissimo nell'andare a intercettare la sfera e evitare che ci potessero essere ulteriori pericoli per un Torino che comunque cerca di ripartire in modo rapido, andando a conquistare i duelli anche fisici con i difensori del Cagliari. Uno su tutti è Simeone, che si sta facendo a sportellate con Luperto a tutta la partita. Davvero caparbio il giocatore ex Cagliari contro il difensore Luperto, mentre in precedenza bravissimo Gineitis ad andarsene a servire tutto solo. C'è Adams in area, che è andato a cercare il tiro al giro secondo palo con il destro, ma Caprile è stato attento e ha bloccato in 2 tempi la conclusione, che poteva rivelarsi decisamente più pericolosa. Questo è quello che sta accadendo all'interno della partita del Cagliari. Tra qualche minuto torneremo a farci raccontare le emozioni in presa diretta dal nostro Vittorio Sanna, ma intanto continuiamo a vedere qual è il programma di questo 17° turno, perché anche domani si inizia a 12:30. Il match è quello tra Milan e Verona, quindi Milan che appartiene sicuramente alle zone più alte della classifica, si trova al secondo posto con 32 punti conquistati. Anche il Milan ha una partita in meno a causa della Supercoppa, contro un Verona che invece occupa l'ultimo posto, che manda in Serie B, visto che si trova al terzultimo, al 18° in questo momento, con 12 lunghezze conquistate fino a qui. È un Verona che noi dobbiamo seguire con particolare attenzione, anche perché in questo momento è la squadra da tenere sott'occhio per capire la distanza alla zona di retrocessione. Vedremo come se la caverà contro un Milan, sicuramente con il favore del pronostico, ma che in passato anche in casa ha dimostrato di non essere certo una certezza assoluta, ma che può concedere tanto anche a queste squadre che vanno a giocarsi la partita a viso aperto, come può essere la squadra giallo-blu, che nonostante le difficoltà, nonostante una magari pochezza di organico che non è esagerato per il campionato di Serie A, sta mettendo tanto cuore nei suoi match e magari sta anche raccogliendo un po' meno di quello che avrebbe meritato viste le prestazioni fatte. Quindi c'è bisogno di fare tanta attenzione a questi protagonisti che poi troveremo nel corso del campionato all'interno della lotta salvezza. Continua a essere imperturbabile il vantaggio del Como sul campo del Lecce, naturalmente è un match che è iniziato nello stesso istante di quello che vede protagonista il Cagliari. Vi abbiamo detto il gol al 20° del primo tempo di Nico Paz, poi ci sono state parecchie ammunizioni nel corso della gara.
prima Sottil per il Lecce, poi l'espulsione come sappiamo di Francesco per quanto riguarda appunto l'allenatore del Lecce, poi 3 ammoniti nel Como, Smolcic, Buttes e Diego Carlos, che tra l'altro è anche diffidato e quindi salterà la prossima partita. Questo quello che accade in Lecce Como, mentre tra Torino e Cagliari match serrato, tanti duelli a centrocampo e un periodo dell'incontro non entusiasmante dal punto di vista della creazione offensiva, ma tutte e due le squadre ci stanno provando e tra pochissimo avverranno anche le sostituzioni che daranno diversi equilibri alla gara, cambieranno un po' le carte in tavola e sarà anche tra allenatori la sfida nel capire come scardinare il compenso tattico del rispettivo avversario in questa partita così importante che tutte e due le formazioni vogliono assolutamente portare a casa dopo il primo tempo e la grande foga che stanno mettendo in campo in questo sabato calcistico post Natale, appena prima dell'anno nuovo. Vedremo chi si regalerà una partita positiva per i propri obiettivi. Noi intanto ci fermiamo un secondo, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo a raccontarvi questo Torino-Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Imprenditore? Portare la tua azienda oltre il €1.000.000 è stato un grande traguardo, ma sai bene che non basta. Senza margini solidi, senza un team che regge la crescita e senza il giusto controllo sui numeri, quel traguardo rischia di diventare inutile. All'evento Azienda di Successo di Mab & Co. scoprirai strumenti pratici e strategie concrete per scalare davvero. Più liquidità, più organizzazione, più tempo per decidere e guidare. Un evento in Sardegna dedicato agli imprenditori come te che non si accontentano. Prenota il tuo posto al numero verde 800 587 955. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblù vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente degli studi della Corte del Sole a Suon di Gol, un'occasione per parte nel periodo in cui non eravamo collegati. Ci ha provato Kilixoi per il Cagliari, bello suggerimento da destra che ha visto l'inserimento centrale dell'attaccante turco che purtroppo è arrivato con il pallone che gli è rimasto un po' dietro e quindi con il mancino ha mandato altissimo. Ha provato a rispondere il Torino con la conclusione di Pedersen a giro dal limite dell'area, ma De Iola ha fatto buona guardia andando con il piede a respingere la sfera, nonostante ci fosse dietro anche Caprile che sembrava pronto a effettuare l'intervento senza troppe difficoltà. È un periodo della gara in cui il Torino sta schiacciando maggiormente il Cagliari, sta guadagnando dei metri importanti, come era successo anche alla metà della prima frazione. È un Cagliari che quindi, attraverso anche i cambi che tra poco arriveranno alla panchina, nonostante le emergenze di cui abbiamo già citato in precedenza, potrebbe effettuare delle sostituzioni che possono portare ad aumentare, alzare il baricentro della squadra nel cercare di rendere le cose più difficili in costruzione ai padroni di casa. Questo quindi quello che trapela dal match oggi di questo 17° turno, una partita comunque giocata su buoni livelli da entrambe le squadre che non rinunciano ad attaccare e stanno avendo entrambe le proprie possibilità, nulla di troppo trascendentale da nessuna delle due parti in questa ripresa, ma comunque occasioni da ambo i lati per un match che sta rivelando divertente
divertente, giocato su buon livello da tutte e due le formazioni. Continuiamo con il racconto di questa 17ª giornata, perché dopo il match delle 12:30 domani si continua alle 15 la gara tra Cremonese e Napoli, quindi grigio-rossi che dovranno affrontare il campione in carica Partenopei, che tra l'altro sono reduci anche dalla vittoria della Supercoppa in questa passata settimana. 2-0 il risultato finale contro il Bologna. Cremonese che invece non sta attraversando un periodo idilliaco, qualche dubbio, ultime 2 giornate senza vittorie, pareggio con la Lazio 0-0 e sconfitta precedente con il Torino, ma comunque Cremonese che sappiamo può mettere i bastoni tra le ruote soprattutto alle grandi, soprattutto alle squadre che la sottovalutano nelle sue possibilità e nelle sue capacità di gioco. Vedremo come andrà, ma intanto ci facciamo raccontare quello che succede a Torino dalla cronaca di Vittorio Sanna. Si prepara il cambio della partita nel Cagliari con la preparazione di Esposito e Borrelli insieme, quindi è molto probabile che sia un doppio cambio e sia un cambio di gioco del Cagliari, perché chiaramente sono 2 giocatori che fanno intuire che la partita possa diventare un'altra. Pressing su Palestra, mentre Caprile si è lamentato per un anticipo subito ad opera di Palestra, si è arrabbiato particolarmente Caprile con un urlaccio ai danni di Palestra, ma poi si è scusato con i compagni. La rimessa con le mani per il Cagliari all'altezza da 3/4 di destra, il pallone per Kilissoi toccato dal difensore, per l'arbitro è sempre il contrario, allargano le braccia un po' tutti perché è sempre tutto al contrario. Pallone giocato da Maripanna al centro per il lancio di Tameze che va a cercare ancora una volta Vlasic, ottimo lo stop in corsa, si lascia andare Vlasic ma non c'è fallo, a dopo che ha ricevuto può partire il Cagliari a destra, anzi a sinistra c'è in questo caso Gaetano che può portare avanti il pallone, glielo chiama Idrissi, lo ignora Gaetano e quindi ricomincia. Idrissi si rammarica del fatto che sia stato perso l'attimo per poter essere servito. Pallone ora a destra per Zappa in profondità per a dopo, stanno a guardare Kilissoi e Prati che lasciano che il pallone venga recuperato a Tameze, pallone tagliato in diagonale per Simeone nel duello con Luperto. Simeone che protegge il pallone, lo porta all'indietro ancora, lo scarica poi in direzione di Tameze, da Tameze ancora verso il settore destro dove c'è Pedersen, il cross che viene deviato, la parata di Caprile che evita il calcio d'angolo. Va a invitare a maggiore calma il portiere del Cagliari dopo quest'altra azione, bellissimo lo stop in corsa da parte di Vlasic, bravo in questo caso Luperto a ribattere con il tacco, non so quanto volontariamente. Ora il pallone controllato da Gaetano che lo regala ancora al Torino ed eccolo un indiziato ad uscire, non escludo che siano proprio Gaetano e Kilissoi i 2 giocatori che andranno ad uscire, vedremo un po' se invece ci sarà anche un centrocampista e lasceranno almeno Kilissoi in campo. Kilissoi che tenta ancora di partire, tiene il possesso di palla, si sovrappone a dopo, ancora Kilissoi che cerca un varco, non lo trova, un dribbling, un secondo, Kilissoi, un terzo, Kilissoi, tiro, gol! Ma cosa ha fatto? Kilissoi ha seminato il Torino, vedremo crescere i tori nel terreno dell'Olimpico, ha seminato gli avversari con tutta una serie di dribbling e poi ha calciato col sinistro trovando l'angolo dentro la porta di Palari, un grandissimo gol di Kilissoi da grandissimo campione, veramente tutti i compagni che si stanno guardando in faccia increduli per quello che ha saputo fare. Kilissoi li ha seminati tutti, li vedremo spuntare in primavera. Pallone che è stato praticamente intercettato all'altezza della prima metà campo, lo ha portato per mezzo campo, è andato a portare ancora il pallone puntato agli avversari, ha aspettato, ha dribblato il primo, ha dribblato il secondo, è arrivato il terzo, ha dribblato anche il terzo, ha spostato il pallone e ha trovato l'angolo, ma che gol! Kilissoi e il Cagliari in vantaggio lì nello studio. Incredibile gol di Kilissoi e quindi Cagliari che si trova in vantaggio. Tutto parte dal recupero di De
viola in fase difensiva con la scivolata. Kilixoy ha aspettato il momento per servire a dopo, non l'ha trovato, allora 2 dribbling sui 2 rispettivi avversari. È arrivato il terzo, ha superato anche lui e poi con il sinistro, che non è il suo piede, l'ha messo sul secondo palo. E queste sono le azioni che dobbiamo vedere, questa è la caparbietà che ci vuole in Serie A, di calciare anche non col proprio piede ma trovare comunque una soluzione valida come quella incastonata da Kilixoy, che sul secondo palo va a siglare la rete del 2-1. Attaccante davvero di classe sopraffina Kilixoy, come si sta dimostrando oggi grazie al suo gol, seconda settimana consecutiva in gol per l'attaccante turco, e quindi Cagliari che esulta alla stragrandissima in questa trasferta con il Torino. Ci scrive il nostro Riccardo: 2 volte gol di Vittorio libidine, anzi doppia libidine, quindi super soddisfatto il nostro Riccardo. Ci ha mandato anche un grido di esultanza a Luigi direttamente dallo stadio del Torino, che salutiamo, e quindi un Cagliari che ora si trova in condizione di vantaggio sul Toro. È riuscito a ribaltare l'iniziale vantaggio di Vlasic e ora conduce sul 2-1. Sono stati effettuati i cambi con tutta probabilità per quanto riguarda il Cagliari, soprattutto Gaetano, che abbiamo visto uscire, infatti è così, unico cambio, fuori Gaetano e dentro Sebastiano Esposito. Mi sa che Kilixoy si è conquistato la permanenza in campo con il gol del 2-1 che per ora porta in vantaggio la squadra ospite oggi nello stadio del Torino. Fuori anche Adams per l'ingresso in campo di Duvan Zapata, e Torino che dovrebbe aver effettuato anche un'altra mossa di cui vi daremo notizia tra pochissimo, è proprio l'uscita di Lazzaro per l'ingresso in campo di Nkunku. Queste le scelte per quanto riguarda il mister della squadra granata. Intanto è arrivato il raddoppio in trasferta a Lecce del Como, che ora conduce per 2-0 dopo il gol nel primo tempo di Nico Paz. Il raddoppio firmato da Ramon, che quindi spinge ancora più verso i 3 punti la squadra comasca contro un Lecce che per ora non è riuscito a trovare la via del gol per opporsi al destino che sembra essere segnato in questa partita. Stessi risultati arrivano invece dalla Serie B. Io vi ricordo ancora una volta che avete ancora circa una quindicina di minuti per giocare la nostra Wall Street English Football Challenge, la sfida con le 5 domande che devono essere appunto effettuate, indovinate in 3 minuti. Ogni risposta corretta sarà un gol segnato, ogni risposta sbagliata un gol subito, mentre se deciderete di non rispondere non avrete nessun malus né bonus. Vi ricordo di lasciare la vostra mail per essere ricontattati in caso di vittoria appunto nella vostra settimana. Chi vince la sfida settimanale ottiene una prova gratuita presso il nostro sponsor Wall Street English. Invece la classifica generale della stagione darà diritto a un corso completo presso il nostro sponsor, quindi giocate di settimana in settimana per acquisire punteggio, salire in graduatorie e poi andare a giocarvi il nostro grande premio finale. Avete ancora fino all'83esimo per tentare il quiz. Vi ricordo che tra l'altro oggi c'è una domanda con ben 3 punti se la andrete a indovinare, solo un gol invece subito se la sbaglierete, quindi è un po' il rischiatutto di questa settimana. Ci ha provato il Torino da palla inattiva, il cross che è arrivato al centro, il colpo di testa sul secondo palo di Nkunku, che è andato a cercare la conclusione verso la porta di Caprile, il quale ha fatto buona guardia spedendo in calcio d'angolo la soluzione della squadra granata. È un Cagliari che dovrà difendersi dalle offensive del Torino, un Cagliari che ha visto anche qualche minuto fa andare a terra Mazzitelli per un problema probabilmente di crampi, visto che poi si è rialzato immediatamente dopo. Vedremo se sarà costretto a uscire Mazzitelli o comunque se verrà fatto rifiatare da Pisacane in questa parte finale. Quello che è sicuro è che c'è un Kilixoy in campo che dopo il gol è davvero
stato impossessato dal coraggio e dalla voglia di far bene. Anche qualche minuto or sono stava rischiando di andarsene a Vlasic su un pallone che era per tutti coloro che avessero dovuto scommettere a riguardo, era saldamente in possesso del Torino. Per poco non ne nasceva una nuova opportunità per quanto riguarda la squadra sarda. C'è un cambio tra le file appunto degli ospiti e vi confermiamo l'uscita al campo di Mazzitelli, che quindi non riesce a continuare. Al suo posto Niccolò Cavuoti, che ha fatto molto bene qualche settimana fa quando ha giocato con la Primavera sul campo dell'Inter, e oggi ha una possibilità con i grandi. Niccolò Cavuoti, che comunque le sue presenze le ha già fatte, è riuscito anche a siglare una rete in Coppa nel suo passato a Cagliari, cioè una doppia sostituzione per la squadra rossoblù, perché qui esce Mazzitelli per Cavuoti, è uscito anche Semi Kilixoi per Gennaro Borrelli, quindi l'autore del gol Kilixoi, che conferma il suo ottimo momento di forma dentro Borrelli, che dovrà farsi valere anche per guadagnare e riprendere qualche posizione all'interno delle gerarchie di Pisacane, visto che il giocatore turco sta facendo così bene nelle ultime settimane. È arrivato un altro tentativo del Torino alla ripresa del gioco dopo i cambi, palla che in qualche modo da una rimessa laterale è arrivata a Vlasic. Bravo nella circostanza Simeone, se non ho visto male, a rimettere indietro per Vlasic, che però ha controllato con un braccio prima di andare alla conclusione. In ogni caso Caprile era stato bravissimo a distendersi, a evitare che la soluzione del numero 10 dei padroni di casa potesse superarlo e terminare in rete. Quindi 3 cambi fatti per il Cagliari in questa ripresa. È cambiato il volto dell'attacco, fuori tra un cambio e l'altro sia Gaetano che Kilixoi, dentro Esposito e Borrelli, e poi è uscito anche Mazzitelli, che come abbiamo detto si era fermato qualche minuto or sono per un probabilmente affaticamento fisico, che è stato sostituito dall'ingresso in campo di Cavuoti, che potrà dare nuova linfa al Cagliari. Cavuoti, che è un giocatore che, per chi conosce la Primavera, è uno di quelli che aveva fatto meglio nella stagione della semifinale scudetto contro l'Inter. Cavuoti, centrocampista decisamente più offensivo rispetto a Mazzitelli, è un giocatore che sa fare bene entrambe le fasi. Vedremo come riuscirà oggi a innestarsi all'interno degli 11 di Pisacane con la Primavera. Cavuoti anche autore di un coast to coast bellissimo che ha portato al gol di 3P nella circostanza. Peccato comunque che la partita poi alla fine l'abbia vinta l'Inter, ma davvero vedremo se oggi riuscirà a replicare almeno un minimo dell'importanza avuta nel match dei giovani. Potrà essere di vitale importanza in questo tempo che rimane da giocare nella sfida tra Torino e Cagliari. Continuiamo l'analisi di questo 17° turno. Abbiamo parlato del match delle 15 di domani tra Cremonese e Napoli. Si continua alle 18 con il derby emiliano che vede contrapposte Bologna e Sassuolo. È un Bologna che non sta vivendo un periodo eccelso, si trova sì al 6° posto, ai limiti della zona per le coppe europee, ma comunque non vince da 3 partite, 2 sconfitte e un pareggio, sconfitta con la Juventus, pareggiato con la Lazio e sconfitta con la Cremonese, contro invece un Sassuolo che è al 10° posto in classifica, anch'esso altalenante. Infatti ci sono stati degli ottimi risultati come il 3-1 sulla Fiorentina o il 2-2 in casa del Milan, ma poi ad esempio la scorsa giornata è arrivata la sconfitta in casa contro il Torino per 1-0 per quanto riguarda il Sassuolo, che quindi rimane al centro della classifica con comunque 21 punti conquistati in 16 giornate. Sarà uno di quei match, se non il match in assoluto di questa giornata, in cui ci si aspetta maggior spettacolo, e vedremo se sarà così tra Bologna e Sassuolo in questa domenica con il loro match delle 18 che andrà in scena e che quindi seguiremo per il proseguo di questo campionato di Serie A. Aveva fatto un'ottima azione Borrelli andando in avanti con grande forza in questo secondo tempo, grande protezione del pallone da parte del nuovo entrato del Cagliari, ha fatto il suo ingresso in campo al posto di Kilixoi. Poi purtroppo il suo suggerimento all'indietro, dopo essersi portato sulle spalle 2 giocatori avversari, è stato troppo arretrato e ha consentito al Torino di ottenere una punizione in 3/4 del
del Cagliari. Torino che era riuscito ad andare anche alla conclusione qualche minuto or sono con il tentativo di Gineitis, se non ho visto male ancora una volta, con il mancino. Grande risposta di Caprile che ha allontanato. Nuovo cambio per la formazione di casa, è uscito Aslani in questa parte conclusiva d'incontro. Adesso vi diremo immediatamente, appena intercetteremo il nuovo entrato, chi è stato selezionato per far parte dei 22 che andranno a concludere questa gara. Siamo sicuri che sia uscito il mediano della squadra torinese. Al suo posto Ngong, giocatore decisamente più offensivo, e quindi gioca il tutto per tutto Baroni in questa parte finale. Vedremo se la sua scelta sarà ripagata dai fatti o se il Cagliari riuscirà a opporsi rispetto alle offensive del Torino. Un Cagliari che adesso farà anche tutto il possibile per far scorrere il cronometro. Qualche minuto or sono un'occasione in cui Ngong è andato a saltare con Caprile fuori dal campo, praticamente Caprile è rimasto a terra, palla che forse era anche già uscita sul suggerimento precedente, così non è sembrato per l'arbitro, che ha comunque decretato una punizione a favore del Cagliari. Davvero incredibile il gol di Clixoy, incredibile, destro sinistro, non ha dato nessun punto di riferimento e poi ha piazzato un mancino sul secondo palo che Paleari non poteva in alcun modo intercettare. Davvero grandissima soluzione da parte del giocatore turco, che per ora sta decidendo la gara, che ha portato il punteggio sul 2-1. È entrato Borrelli a fare il lavoro sporco, vediamo come impatterà sulla partita, ce lo facciamo raccontare dal nostro Vittorio Sanna. Per adesso un po' impreciso, devo dire che ha creato qualche problema, perché nei suoi passaggi sono partite poi le azioni del Torino, anche se poi fa sempre il solito gran lavoro, ma deve essere un po' più preciso. Come non è preciso ora il Torino, che sbaglia tutto, si porta il pallone in fallo laterale, rimane a terra in questo caso Pedersen, che non ne ha più, a quanto pare lo invita ad alzarsi il giocatore del Cagliari Esposito. Pedersen preferisce ignorarlo, si riprenderà con una rimessa in favore del Cagliari, mentre ultimi cambi nel Torino, si sta preparando l'ingresso degli ultimi due giocatori. Uno è Zaccaria Abukal, che sta per entrare nel terreno di gioco, l'abbiamo visto levarsi la maglia numero 7, e l'altro lo vedremo tra poco. Sono due giocatori comunque che stanno per entrare nel Toro, e devo dire con comodo, nel senso che ancora non avevano indossato neanche la maglietta, lo stanno facendo ora, con Gonge che nel frattempo si riscalda facendo un po' leva sul piede. Si perde un po' di tempo perché Pedersen è ancora a terra e non si vuole perdere tempo. Eccolo l'ingresso in campo di Abukal al posto di Pedersen, e questo è il cambio, con Abukal che va a prendere il posto di Pedersen con il numero 7. Abukal che ha maggiore propensione offensiva rispetto a Pedersen e sta rischiando qualcosa. In questo caso entra anche Ican Emirhan al posto di Gineitis, quindi anche il Can all'interno del campo. Il Can che è un giocatore di 21 anni, anche lui turco, abbiamo visto già una cosa turca, speriamo di non vederne altre. Il Can che prende posto, anche lui giovanissimo, un giocatore che in Turchia si è distinto, è arrivato già al Torino. 80esimo minuto che si gioca, col Cagliari che rimette in gioco, va a cercare il petto di Esposito. Ci vorrebbe almeno per una volta un 3-1 che ci metta un po' al sicuro il risultato. Un doppio vantaggio sarebbe quello che serve in questo momento per non soffrire troppo. Pallone dentro per Idrissi, il controllo di Idrissi nel duello con l'avversario, regge botta, sta crescendo anche fisicamente Idrissi col passare dei turni. Palla per Borrelli che tenta lo stop all'interno dell'area, c'è una deviazione, l'ultimo tocco è però ancora di Borrelli e quindi si riprenderà con la rimessa dal fondo in favore del Torino. 81esimo minuto ed eccolo l'ultimo cambio, è Obert che sta per entrare in campo nel Cagliari, mentre avanza il Toro nel settore di destra, si appresta a scavalcare la linea centrale del campo, si ferma e torna all'indietro, pallone che viene quindi controllato e poi servito lateralmente per il 44 Ismaili ancora a sinistra per l'avanzare del Toro, il tocco largo a sinistra ancora per Ngonge che è entrato in questo secondo tempo, pallone in verticale, il tentativo di superare Zappa non riuscito, pallone avanti per Borrelli che stoppa, Borrelli protegge il pallone, riesce a servirlo ancora per Zappa che tenta di andare via, c'è fallo
ai suoi danni, per l'arbitro no, è tutto regolare, quindi Ismaili che continua a giocare, ingongia, tocca Borrelli, ribatte in modo perentorio Deiola, il pallone rimane nel campo ma va tra i piedi dei giocatori del Torino, linea di difesa con palla corta servita per il Can che tocca ancora largo per un compagno, da questi ancora il pallone nel settore di destra, Cagliari ben coperto in questo frangente, quando scorre già l'82esimo minuto, Cagliari che sta conducendo per 2-1 sul Torino grazie al raddoppio firmato da Kirisoi, gran gol del turco. Torino che non trova spazi, riparte ancora da destra e noi quando siamo all'82esimo minuto vediamo ancora, attenzione a Zapata, indietreggia Zapata, appoggia per un compagno, vediamo se il Torino riesce a crossare in questo frangente, superato Idrissi, il tiro da parte del settore di sinistra, la parata di Caprile che riesce a intercettare. 81 minuti e 50 nel corso della partita, Cagliari 2, Torino 1 lì nello studio. E noi ci prendiamo l'ultima pausa per la pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblù vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Imprenditore? Portare la tua azienda oltre il €1.000.000 è stato un grande traguardo, ma sai bene che non basta. Senza margini solidi, senza un team che regge la crescita e senza il giusto controllo sui numeri, quel traguardo rischia di diventare inutile. All'evento Azienda di Successo di Mab & Co. scoprirai strumenti pratici e strategie concrete per scalare davvero. Più liquidità, più organizzazione, più tempo per decidere e guidare. Un evento in Sardegna dedicato agli imprenditori come te che non si accontentano. Prenota il tuo posto al numero verde 800 587 955. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta dagli studi della Corte del Sole, sta arrivando verso la parte conclusiva la gara tra Torino e Cagliari. Io vi ricordo il punteggio che sta maturando quando ci troviamo a poco più di 5 minuti dal 90esimo, 1-2 per il Cagliari, il vantaggio nel primo tempo siglato da Vlasic, il pareggio all'ultimo minuto della prima frazione con Prati che è stato più lesto di tutti a cogliere il suggerimento di Mazzitelli al centro. Poi nella ripresa è arrivata la rete sontuosa di Semi Kiliksoi che ha portato il punteggio sul 2-1 per il Cagliari che ha finito le sostituzioni, ne ha effettuate 4. Questo fa anche capire il periodo di grande emergenza in cui si trova la squadra di Pisacane. Ultimo cambio è uscito Prati, è entrato Obert, quindi si copre maggiormente la squadra sarda. Con tutta probabilità Deiola non verrà lasciato privo dei propri compiti difensivi, bensì si andrà a unire Obert alla linea di retroguardia con Deiola, Zappa e Luperto. Deiola vedremo anche magari un gioco un pochino più in avanti a bloccare più sul nascere le iniziative della squadra torinese che in questo finale ce la metterà tutta per cercare di trovare il gol del pareggio. Intanto non cambiano i punteggi negli altri campi, cambia però quello di Serie A, ovvero quello tra Lecce e Como, 0-3 del Como che quindi trova il tris sulla squadra salentina
Fiorentina che sta perdendo in modo rovinoso tra le mura amiche. Il gol del definitivo 3-0, almeno per quanto riguarda questo momento, è arrivato su suggerimento di Nico Paz con il gol siglato da Duvikas, e quindi rotondo 3-0 per il Lecce, che ora in questi minuti finali avrà davvero tante difficoltà a dover rimettere in piedi la partita. Vedremo se ci riuscirà. Sarebbe davvero un'impresa per quanto riguarda la squadra allenata da Eusebio Di Francesco, vedremo se sarà così. Continuiamo a raccontare le altre partite che si giocheranno in questo 17° turno. Si concluderà la giornata di domani con il match tra Atalanta e Inter alle 20:45, una gara importantissima per entrambe le formazioni nerazzurre. L'Atalanta per cercare di ridestarsi e ritentare di acciuffare i sogni europei dopo un avvio non a livello per quanto riguarda appunto la qualità a cui ci avevo abituato la squadra atalantina. Ora si trova al 9° posto in classifica con 22 punti, Inter invece che è prima con 33 e anche una partita in meno che dovrà recuperare a causa della partecipazione alla Supercoppa della scorsa settimana. Torino al tiro in porta, il cross di Nkuku dalla sinistra, svetta più alto di tutti Simeone, che indirizza verso Caprile, che però in 2 tempi riesce a inibire l'azione offensiva del Torino e a fare su alla Spera in maniera importantissima. Borrelli continua a fare la guerra in mezzo al campo e qualche minuto fa si è conquistato una punizione fondamentale in zona offensiva, subendo il fallo di un difensore del Torino grazie all'attenzione nel spostare la palla all'ultimo per quanto riguarda il neoentrato attaccante della squadra rossoblù. Concluderà la giornata, questo 17° turno, la gara di domani sera, quella che vedrà contrapposte Roma e Genoa, una squadra capitolina che è stata rimasta sconfitta nell'ultimo turno contro la Juventus e quindi si trova a 30 lunghezze in classifica con 16 turni giocati, contro invece un Genoa che a causa dell'espulsione del portiere nella scorsa settimana ha dovuto giocare tutta la gara in inferiorità numerica con l'Atalanta, uscendo sconfitta solamente al 90° grazie al gol siglato da Ien, che ha permesso quindi ai bergamaschi di strappare i 3 punti. Vedremo se il grifone di De Rossi, che aveva iniziato così bene la sua avventura alla guida della squadra genoana, subirà una brusca battuta d'arresto dopo due sconfitte consecutive arrivate contro Inter e Atalanta, tutte e due in casa. Tra l'altro vedremo se oggi il Genoa lunedì il Genoa riuscirà a fare meglio nella trasferta che lo attende in terra capitolina. Una Roma, come abbiamo detto, vive di alti e bassi, una Roma che tra l'altro sembra aver deciso di escludere dal progetto Ferguson, che non era stato neanche convocato a causa di una probabile cessione nei prossimi giorni. Insomma, già l'infermeria dei giallorossi non sorride, poi queste decisioni prese anzitempo potrebbero addirittura condizionare maggiormente la fase che vede impegnata la squadra di Giampiero Gasperini, che dovrà difendere con le unghie e con i denti il bene fatto in questo avvio e dovrà superare un momento difficile che sta attraversando. Queste quindi le premesse per quanto riguarda gli altri match che si giocheranno in questo 17° turno, un turno come abbiamo detto che è iniziato con il match di mezzogiorno e mezza, ma che a noi interessa soprattutto nella gara del Cagliari, che sta arrivando lentamente verso il 90° e ormai partita in cui il Cagliari si difende e il Torino prova ad attaccare. Bisogna cercare di resistere nel tempo che rimane per mantenere la condizione di vantaggio. Ci ha provato anche Zapata qualche minuto or sono e quindi un Torino arrembante, un Cagliari chiuso in difesa. Ci racconta i minuti conclusivi di questo incontro il nostro Vittorio Sanna. Grande presa sul calcio d'angolo da parte di Caprina, che apre il tempo di recupero, 89 minuti 58 secondi. L'arbitro, che peraltro ci ha messo del suo nel concedere il calcio di punizione da cui è partita l'azione,
5 i minuti di recupero con rilancio lungo da parte del Cagliari, però direttamente per il collega, in questo caso da parte di Caprile, il collega lancio avanti da parte del Toro, il colpo di testa di Zapata, attenzione, il tentativo di tiro a parte di Simeone con la palla che si perde sul fondo, non è calcio d'angolo, non mi è parso ci sia stata la deviazione di Obert, ha calciato Simeone con Obert che gli aveva dato pericolosamente la possibilità di calciare, per fortuna non c'è la deviazione, quindi non sarà la mischia sotto porta. Quando siamo alla fine quasi alla fine del primo minuto di recupero, improvvisamente il tempo è rallentato, non passa più, lo spingiamo con lo sguardo, è pronto al rinvio in questo caso il portiere Caprile che calcia al di là della linea centrale del campo, salta Borrelli, la palla rimane là, Borrelli la recupera, la sposta sul destro, la porta ancora avanti, è attaccato dall'avversario, l'ennesimo fallo direttamente sull'uomo per interrompere il gioco quando siamo all'inizio del 92esimo minuto, e viene ammonito in questo caso un Ngonge che è andato a cercare il fallo immediato per interrompere l'azione. Come si fa nel basket, si interrompe immediatamente l'azione per evitare di far scorrere i secondi. In questo caso non è il basket perché i secondi stanno scorrendo. 92esimo minuto, calcio di punizione in zona d'attacco per il Cagliari con Borrelli che si rialza ancora e prende posizione mentre viene inquadrato Zapata che poco fa ha avuto la palla gol che Caprile gli ha negato. Esposito pronto alla battuta, al suo fianco è rimasto in questo caso Palestra, al centro c'è invece proprio Borrelli che si china ancora dopo la botta subita, con Paleari che studia la situazione, pallone per il Palestra che fa battere addosso all'avversario, si riprenderà con la rimessa con le mani. Intanto sono trascorsi 2 minuti dei 5 nel corso del tempo di recupero. Palestra la rimessa con le mani, Borrelli che si muove per ricevere, la palla è per Esposito che tenta di girarsi, riesce a tenere in gioco il Torino che viene fuori con la palla portata a spasso dentro l'area di rigore, e Palestra che insegue in questo caso Ilcic, la palla servita a destra, riparte il Torino. 92-18, il tentativo di lancio col sinistro a cercare ancora la sponda di Zapata, ribatte in questo caso Cavuoti che va ancora sul pallone, rimette avanti la palla Cavuoti ma poi non riesce a neutralizzare, ribatte Luperto, recupera ancora il Torino. Cagliari che sta subendo il forcing finale da parte della squadra granata, il pallone è ancora giocato verso sinistra dove c'è l'intervento di Ismaili che va ancora a sinistra per tentare di sfruttare in questo caso Abukal che incrocia con un Cucù che va via la guardia dei Cavuoti, ancora la palla a sinistra, il cross ribattuto da Palestra in fallo laterale, dovrebbe essere non in calcio d'angolo. Altri 2 minuti a giocare, il 93esimo è andato via, la rimessa con le mani per il Torino, sarà una rimessa lunga affidata ancora a Cucù dentro l'area, cerca il tentativo di cross, la palla è ribattuta da De Iola, si impenna, ancora rimane all'esterno dell'area, Abukal che tenta di andare verso il fondo, si porta fuori forse il pallone, c'è la girata e il gol, ma la palla era fuori per fortuna, e quindi si riprenderà con la rimessa al fondo. Aveva trovato la giocata a mezza altezza, chiede di andare a vedere il VAR, in questo caso Abukal dicendo che non era fuori, continua a protestare indicandogli questo, e c'è il cartellino giallo per Abukal per le continue protesta anche Zapata che continua a dire di no. Nel frattempo tutti si allontanano perché chiedono la visione del VAR. C'è stata la girata al volo col pallone che aveva trovato l'angolo basso, gol ottenuto per la precisione da parte di Ngonge sul cross, la palla era nettamente fuori, quindi stiamo sereni, non credo che il VAR sappia poter fare di più di questo, la palla era fuori, quindi ci siamo salvati da questo recupero al 94esimo che sarebbe stata un'ennesima beffa. Protestano in molti, Abukal continua a dire di no, anzi ha detto di guardare il VAR, ma poi è stato ammonito e c'è nel frattempo il pallone che è da mettere sul rinvio del fondo da parte del Cagliari. Siamo al 95esimo minuto, stanno scorrendo gli ultimi secondi, ha ammonito Abukal che riteneva che il pallone non fosse uscito, la sensazione per lui era questa, la verità invece era un'altra. 94-35, abbiamo corso un serio pericolo con Doveri che intima a Caprile di rimettere in gioco il pallone, probabilmente ci sarà un
un ulteriore minuto di recupero, vediamo se Caprile adesso fa ripartire l'azione e quanto si giocherà dopo. È pronto Caprile, la sua rincorsa per spedire il pallone avanti, dove c'è pronto già Borrelli a far la guerra. Pallone in sua direzione, salta Borrelli tra tre avversari, la palla viene ribattuta, giocata ancora avanti in fallo laterale da parte del Torino. La rimessa sarà ancora per il Cagliari, 95 minuti e 10. È Palestra che se ne incarica nel settore destro. Eccolo Palestra pronto a effettuare la rimessa con le mani su lungolinea, indica dove dare la palla, guarda il cronometro ancora Pisacane, pallone lungo a cercare ancora Borrelli, lo stop di Borrelli che tenta di andare via, e il fischio finale, il Cagliari va a vincere e portare via 3 punti dal campo del Torino. Gioisce Fabio Pisacane, sono 3 punti di un'importanza stratosferica che portano soprattutto una firma. Semi Kirisoi ha fatto un gol meraviglioso ed è lui quest'oggi che consegna una parte dei punti alla squadra rossoblù, che può scrollarsi di dosso quelle che inseguivano e che cominciavano, dobbiamo dirlo, a far paura, a essere troppo vicine. Ora le ricacciamo a 5 punti di distanza, 18 punti sono un bel bottino per questa squadra che deve essere vista come una squadra che deve andare avanti, migliorare turno dopo turno, e questa vittoria in trasferta è una vittoria di quelle che dicono appunto che questa squadra, neanche di fronte alle tante difficoltà, quest'oggi l'influenza che ha colpito 2 giocatori della difesa come Rodriguez e ieri Mina, nessuna difficoltà la ferma, perché anche con le assenze, malgrado le assenze, continua a fare il suo gioco, a scoprire giocatori, a chiedere alla panchina di fornire le altre e di trovare sempre le soluzioni a qualsiasi problema si presenta. Una vittoria significativa questa, l'ultima dell'anno, ma significativa perché dice di una squadra che ha tanto carattere, che poteva deprimersi dopo il pari subito con il Pisa, che poteva impaurirsi per le assenze di oggi e che invece è andata a vincere a Torino. E grande successo quindi del Cagliari, che in trasferta trova 3 punti fondamentali per la corsa a salvezza, continua ad allungare rispetto alle inseguitrici che nelle ultime settimane, come ha detto bene al nostro Vittorio, si erano fatte più vicine. Un Pisacane anche colpito dall'influenza del suo stesso, l'abbiamo visto tossire più volte, ma che comunque è riuscito a trovare il bando della matassa per superare il Torino in questa difficile trasferta. Siete orgogliosi anche voi che ci scrivete al 340 5186 036. Il nostro Riccardo, nell'emergenza il gruppo ha tirato fuori il meglio di sé, ha raggiunto il massimo del risultato che poteva ottenere. Orgoglioso di questo Cagliari, davvero esaustivo il commento del nostro ascoltatore. Vito, sei d'accordo? Sì, esaustivo, ma non dimentichiamolo, perché poi noi lo dimentichiamo presto. Non dico il nostro ascoltatore, ma troppi tifosi si dimenticano presto dei complimenti quando si vince, perché molti complimenti nascono dal risultato, non nascono da un'analisi attenta. I segnali che questo Cagliari avesse un'anima ci sono sempre stati. Non ha mai perso una partita, se non quella con il Sassuolo, in modo netto. Ha sempre giocato ogni partita, ha combattuto e non si è mai lamentato delle assenze. Ha saputo superare anche quest'oggi, anche dei torti arbitrari, diciamolo, o degli errori, se non sono torti, che sono capitati già durante questa stagione. Quindi andiamo a vedere tutte queste cose e proviamo a pensare che nel momento in cui si vince si sale sul carro, quel carro facciamolo diventare un carro armato, non facciamo in modo che alla prima difficoltà c'è una marea di gente che scende e sputa su quello che poi aveva detto una settimana prima. È fondamentale, perché per fare il gruppo, per fare il quadrato, per riuscire a superare le difficoltà bisogna stare uniti, e tutti devono stare uniti, compresi i tifosi, che devono avere l'onore, devono avere la capacità di saper fare la critica, perché le critiche è giusto che si facciano, ma si devono fare su cose concrete, non per partito preso, perché non è esperto, perché non ha esperienza, e balle di questo tipo che fanno veramente ridere, perché io non ho mai visto un bambino diventare imprenditore. Deve fare il suo percorso, deve sbagliare, deve andare a scuola, deve avere la possibilità di sbagliare e crescere in qualsiasi settore. Deve essere così, e noi questa cosa molte volte la trascuriamo. È proprio con questo spirito che speriamo si possa affacciare al prossimo match, quindi settimana felice con cui chiudere l'anno per il Cagliari, che avrà subito da provarsi in una gara complessa come quella che l'attende nella giornata del 2 gennaio, in cui ospiterà il Milan. Cagliari che se la potrà giocare magari anche con rientro di qualche influenzato in più.
Sì, e peraltro con Massimiliano Allegri, che fu l'allenatore che fece la sua prima vittoria, adesso lo possiamo anche dire, la sua prima vittoria in assoluto in Serie A proprio a Torino. Dopo 5 sconfitte interne e un pareggio in casa, dopo 5 sconfitte in avvio di campionato e un pareggio contro il Milan in casa, andò a vincere a Torino con un gol di Robert Acquafresca, finì 1-0. Quella è stata la prima vittoria in Serie A di Allegri, che era impreparato quanto impreparato Pisacane, forse anche meno impreparato, considerato che lui aveva già allenato squadre in Serie B, aveva allenato in Sassuolo, ancora prima aveva allenato in Serie C, quindi aveva maggiore esperienza rispetto allo suo Pisacane. Io continuo a dire che sta facendo bene il suo lavoro, chiaramente con tutti gli errori che può fare uno giovane, con tutti gli errori che può fare un uomo, con tutti gli errori che si possono fare per capire come crescere, perché questi sono gli aspetti che dobbiamo assolutamente analizzare. E allora ringraziamo il nostro Vittorio Ossana per essere stato con noi e diamo appuntamento appunto a venerdì prossimo per il match tra Cagliari e Milan. Grazie a tutti e buona serata. E io vi ringrazio per state l'ascolto. Da Andrea Sanna è tutto per questa puntata di Suon di Gol. Vi lascio come sempre ai programmi della nostra radio, augurandovi anche buon anno per quello che verrà, e mi raccomando restate su Radio Super Sound, la radio che l'accendi, ti accende. Ora esatta. Sono le 17:03. News. Buon pomeriggio dalla redazione. La premier Meloni plaude al maxi blitz anti-Hamas che ha consentito di eseguire gli arresti di 9 persone accusate di aver finanziato il gruppo palestinese. Le indagini sono scattate in seguito ad alcune operazioni finanziarie sospette. Tra gli indagati c'è Mohammad Hannoun, presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia. Il Senato ha approvato in via definitiva il DDL sulla Corte dei Conti, confermando il testo licenziato dalla Camera. Il provvedimento, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sarà legge. Tra le altre misure, il DDL rende strutturale lo scudo erariale introdotto durante il Covid nel 2020 e finora prorogato fino a tutto il 2025. Conflitto Mosca-Kiev, di 2 vittime il bilancio del massiccio attacco sferrato nelle ultime ore dalle forze russe contro la capitale ucraina e la regione. La Russia fa invece sapere di aver abbattuto 6 droni diretti su Mosca, chiusi alcuni aeroporti. In Ucraina scoppia intanto un nuovo scandalo di corruzione ad alti livelli, poche ore dopo la partenza del presidente Zelensky per gli Stati Uniti. L'Ufficio Nazionale Anticorruzione ha accusato diversi parlamentari di aver accettato tangenti in cambio del loro voto alla Verkhovna Rada e ha tentato di fare irruzione negli uffici governativi di Kiev. Una tempesta di neve a New York e in alcune zone dei Grandi Laghi e del nord-est degli Stati Uniti sta avendo un impatto significativo sul traffico aereo proprio sotto le feste natalizie. Questa mattina oltre 1850 voli interni da e per gli Stati Uniti hanno subito ritardi e almeno 600 sono stati cancellati. È tutto, a più tardi. Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora. Il miglior momento della tua giornata è quello passato da Zaffè. Caffetteria per colazioni squisite, aperitivi, pasti gustosi, ricevitoria Sisal e tantissimo altro. Zaffè, presso il parcheggio dell'ospedale a San Gavino Monreale. La carica della tua giornata. Zaffè vi augura buone feste. Ecco Ricambi, muoviti senza pensieri. A San Luri, zona industriale Villa Santa Est, trovi la libertà su 4 ruote. Noleggio auto senza carta di credito, con consegna a domicilio, veloce e senza stress. Da Eco Ricambi di Sardu Giovanni & Co. Anche ricambi usati di qualità e di tutti i marchi. Che sia un giorno o un viaggio intero, la tua auto è già pronta a partire. 351 75 10 606. Chiama Eco Ricambi. Metti in moto e abbraccia la libertà. Lo spazio non si copre, si disegna. Da Caralis non solo tende, laboratorio artigianale di Fortunato Ciminiello. Ogni ambiente prende forma. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vetrate, gazebi, soluzioni tecniche e classiche per casa, nautica e hotel-air. Tessuti che proteggono, scorrono, accolgono. Artigianato che pensa, progetta, dura. Caralis non solo tende. Via Renzo Laconi 20, Cagliari, 070 24 08 25. Non solo tende, ma visioni che abitano
lo spazio.